Da più di 70 anni ci prendiamo cura dei prodotti della tua azienda. Li stocchiamo a magazzino, li trasportiamo e li proteggiamo per te in tutto il centro-nord Italia. Li consegniamo nei tempi stabiliti e ti garantiamo la nostra efficienza con tutte le certificazioni e le autorizzazioni richieste dalla legge. Ogni automezzo dispone di impianti GPS per aumentare la sicurezza delle tue merci. I controlli vengono fatti periodicamente per offrire affidabilità e il miglior servizio possibile. Lo stoccaggio del materiale e logistica in un magazzino coperto completano il pacchetto dei servizi che possiamo offrire per soddisfare tutte le esigenze della tua azienda. Autotrasporti Baggio Lorenzo, la nostra attività da più di 70 anni, il tuo partner per ogni esigenza. Non prendere impegni, segui la tua squadra del cuore. La partita della Calcio Lecco te la raccontiamo noi. In contemporanea con gli incontri dei blu celesti, LCN Stadio ti terrà compagnia con ospiti in studio, collegamenti telefonici, aggiornamenti dai campi della Serie C e tante altre esclusive. LCN Stadio, in diretta sul canale YouTube di Lecco Channel e LCN Sport. Amici blucelesti, ben ritrovati per questa partita della Calcio Lecco con LCN Stadio naturalmente, partita che avverrà a Trento e che, come tutti voi quanti sapete, non ha consentito a molti tifosi blucelesti di andare fino a Trento a vedere la partita. Buongiorno da Davide Olivieri che ci farà compagnia con il racconto della gara. Salve a tutti, è sempre un piacere. E da Giulio Invernizzi che è il mister che farà valere il suo giudizio tecnico e ci racconterà poi anche tatticamente come si svolge la partita. Ciao Albino, ciao a tutti. Allora, abbiamo le formazioni da leggere, le leggi tu? Sì, perfetto. Perché ecco, diciamo, anticipiamo una cosa, formazioni che ci hanno lasciato un pochino perplessi, però il tutto bisogna vedere cos'è che ha influito nel dettare questo tipo di formazione nella mente del mister. Vai pure. Allora, partiamo dalla squadra di casa, che in questo caso è il Trento e gioca con il suo consueto 4-3-3 con Tabbiani, che è tra l'altro anche un ex della partita, ha giocato anche nella Calcio Lecco nel corso della sua carriera. Barlocco, Trainotti, il capitano, Capone, Pellegrini, Fossati, Benedette, Uccelli, Corradi, Fiamozzi, Maffei, Chinetti. Per quanto riguarda invece il Lecco, si gioca con una formazione un po' sperimentale per oggi, con Furlan, Marrone, Zanellato, Bonaiti, Pellegrino, Tanco, Miali, Metlica, Basili, Rizzo e Anastasini. Quindi c'è non ci sono molti giocatori giovani oggi e probabilmente si sfrutterà la loro spensieratezza, magari anche una scelta tattica oggi, magari di lo chiediamo a un uomo che è del mestiere, lo chiediamo a Giulio, cioè Giulio, tu quando leggendo questa formazione cosa pensi? Ma è una formazione che ci ha sorpreso un po' tutti, lo stavamo dicendo anche prima, e il fatto di voler lanciare due ragazzi molto probabilmente è anche un po' un atto di fiducia, soprattutto per il lavoro che molto probabilmente staranno facendo questi ragazzi, perché per mettere in crisi il mister e guadagnarsi una maglia titolare in una partita importante molto probabilmente è perché stanno bene o comunque hanno dato dei segnali. Potrebbe essere una richiesta di freschezza che sta un po' mancando. Anche a livello di testa, magari di mettere dei giocatori che comunque sicuramente avranno delle motivazioni magari maggiori rispetto a qualche giocatore che magari è un po' più stanco, magari in un periodo che non sono magari al top. No, ma mi piace questa scelta. È una scelta un po' coraggiosa, sì. Però visto che diciamo sempre poi i giovani non giocano, mi facciano giocare. Allora, ricordiamo qualcuno che... Certo, ricordiamo però Giulio che le nostre due punte, Sipos e Parker, sono in panchina, come diceva giustamente nel racconto delle formazioni Davide, e quindi alla bisogno potrebbero anche subentrare o uno o l'altro, tutte e due, è tutto da vedere. Non c'è invece Canoté che ha passato le visite mediche, quindi è un giocatore dell'Ecco, però non sono riusciti probabilmente a inserirlo in questo viaggio verso lo stadio Briamasco di Trento. Stadio che peraltro, ecco, qui vorrei fare una piccola nota e anche polemica, visto in questo momento sembra molto abbastanza vuoto, cioè quindi non al top delle presenze.
E questo quando avevano queste cose, in una società io scriverei 2 righe al questore di Trento dicendo: guarda, io sono il presidente del Trento o il Trento Calcio che ti scrive. Cioè, non è mai successo niente qua, tranne un caso in cui ero presente anch'io tantissimi anni fa, si parla dei primi anni 2000, ma di cosa stiamo parlando? Cioè, non avete voglia di impegnare degli operatori di polizia per gestire quei 4 o 5 che magari hanno voglia di fare del rebelotto? Bene, ma se no pagateceli voi i danni per i mancati incassi, ma anche la coreografia mancano, no? Cioè, è come andare a vedere il Renate, con tutto il rispetto, cioè voglio dire, ma è una roba da RSA, non è più calcio questo qui. Cioè. Ma infatti anche Tabbiani è stato dispiaciuto per questa decisione. Ma certo, chi sta in campo, se vede uno stadio che è pieno di tifosi suoi e tifosi avversari, cioè la partita la vive in un altro modo, no? Quindi, vabbè, detto questo, sottolineato la polemica mai vana, perché voglio dire, a questo punto qua uno potrebbe dire, hanno venduto 2 biglietti alla Calciolecco, 2 biglietti. Vediamo invece adesso le squadre che stanno entrando in campo, per cui ci concentriamo su questa gara che è, a mio giudizio, poi Giulio dirai tu cosa ne pensi, una gara difficile perché il Trento è una squadra che gioca molto bene, noi l'abbiamo battuta a 3-1 all'andata e forse meritavamo anche di pareggiarla e potevamo anche perderla secondo quello che si era visto, quindi è una squadra che non ti fa respirare. È chiaro che devi giocarla da squadra, perché con una formazione così, se non giochi da squadra, parlo del Lecco, diventa durissimo, no? Sì, il Trento è una squadra organizzata, una squadra che comunque è assieme a questo allenatore da 2 anni, perciò è un 4-3-3 collaudato, giocatori comunque importanti, soprattutto davanti, e sicuramente si trovano di fronte 2 allenatori molto, molto quadrati, ognuno convinto delle proprie, dei propri moduli, e sarà anche curioso da vedere poi chi riuscirà a mettere in difficoltà l'altro. Il risultato, oggi per il Lecco portare via un pareggio secondo me in partenza è già una buona base. Allora abbiamo Matteo, scusami Giulio, abbiamo Matteo in comunicazione da Trento. Ciao Matteo! Matteo, è caduta la linea, vediamo se riusciamo a riprenderlo. Dicevo, sì, certo, parti con la mentalità di pareggiarle, di non perdere punti. Questa è una delle mine vaganti, il Trento. Matteo? Sì, ti sento. Ciao, come va? Tutto bene? Il viaggio è andato bene? Sì, tutto bene, grazie. Sarai circondato da decine, centinaia di tifosi dell'epoca che sono sugli spalti. Stadio che mi sembra abbastanza vuoto, Matteo. Sì, no, in realtà è vuoto. Ecco, bene. Qualche tifoso qui dietro di me, loro sta per estrarre un trasferte libere, anche se è ancora chiuso, lo riconosco abbastanza. Il fonte e la lunghezza dello stadio ormai. Sì, ma veramente. Cioè, ho detto in vena polemica che questo questore, secondo me, gli chiederebbe dov'era il problema, che non c'è il problema. Non esiste problema. Il problema c'erano loro che non vogliono impegnare probabilmente degli addetti per gestire il flusso dei tifosi, questa roba qui, insomma, penso io. Esatto. Cosa vi dici della formazione? Audace, sicuramente audace. Giulio ha detto molto coraggiosa la tua audace, anch'io mi sto per l'audace coraggiosa. Vediamo. Coraggiosa, audace, sicuramente sono fratelli come aggettivi, ecco. Attenzione, scusate ragazzi, subito occasione sempre per loro. Che vedrete a breve un salvataggio clamoroso, credo. Ero girato, sono sincero, ho visto Furlan complimentarsi con la Nascasini. Salvataggio per il Lecco, noi sai che ci abbiamo ora. Non fosse Ali. Bene, Caduto, lo risentiamo dopo, parte la partita, vai Davide. È cominciata la partita, Trento-Lecco al Briamasco, sicuramente una squadra molto offensiva il Trento, e anche una squadra che ha realizzato molti gol e che, attenzione, è già pericoloso in avanti il Trento, è tu per tu con Furlan, però c'è stato un atterramento da parte
del difensore dell'Ecco che ha ben chiuso su questa conclusione. Già si era reso pericoloso Benedetti, per cui... Ma chi è che si è fatto saltare come... Mi sembrava Tanco. Ecco, in maniera veramente ingenua. Sì, era proprio Tanco e Benedetti ha provato a colpire a tu per tu con il portiere, sì. Quindi già piccolo brivido, già dopo neanche un Bene, minuto. cominciamo bene. Sì, a vedere così mi sembrava Tanco come braccetto di destra. Sì, no, è lui. Tanco, sì. Insomma, molto probabilmente abbiamo magari anche il sole contro a vedere un po'. Però è Sì, proprio una palla che ha proprio lasciato andare, non so se l'ha calcolata male o l'ha vista all'ultimo. E purtroppo non è la prima volta, per cui adesso il gioco riprende con il Lecco che prova a impostare da dietro con Marrone, la passa all'indietro verso Furlan, poi la gioca verso Miali, uno dei giocatori che vengono dalla primavera, avanza palla al piede, prova a creare lo spazio verso la zona di centrocampo, però è pericoloso. Capone, attenzione, si gioca sulla destra dove c'è Chinetti, adesso si gioca sempre sul lato di destra per quanto riguarda il Trento però non riesce a rendersi pericoloso in zona offensiva, per cui si prosegue ancora l'atterramento falloso su Basili, quindi ci sarà cartellino giallo per il numero 27 blu celeste, ha subito fallo Corradi. Ma no, ma non si può dare un giallo. Allora io voglio dire, ditemi il nome di questo personaggio, non li leggo i nomi degli arbitri perché mi fanno arrabbiare, ma chi è questo? Dovrebbe essere Nigro. Ecco, non faccio battute perché potrei essere accusato di razzismo, vai. Ma dico, ma come cavolo fai a fischiare un fallo così, dai, da dietro, poi con la mano... Poi a parte che i giocatori sono tutti, quelli dell'Ecco e gli altri sono tutti uguali, sembra che gli hanno dato delle manate in mezzo ai denti, ma non è vero. Ha un po' accentuato. Certo. Sì, poi vedi che si sta giustificando, probabilmente non si è neanche reso conto di... Ma no, qui ha sbagliato nettamente questo tra virgolette signor Nigro, che ha dato una munizione gratuita. Ripartiti, dai, Trento che comincia a fare la partita evidentemente, e l'Ecco che sta a vedere cosa succede. Sì, è proprio così. Intanto c'è Capone, giocatore su cui può contare la formazione del Trento, un giocatore comunque che è stato già molto realizzativo in questa stagione, già a quota 6 gol. Adesso prova a postare da dietro la squadra di Tabbiani e sbaglia, e quindi può recuperare Pellegrino, ma poi dopo cerca in tackle di riottenere la palla ancora Corradi, che aveva in precedenza subito il fallo e che ha causato poi il cartellino giallo di Basili. Adesso il Trento prova a risistemarsi per impostare da dietro sulla sinistra con Corradi. L'intervento da parte dell'Ecco e con intelligenza cerca di appressare il Lecco sulla zona offensiva, per cui adesso ci sarà una rimessa laterale per la formazione tridentina. Allora Giulio, la partenza già dà un'idea di come si svolgerà questa partita. No, c'è di buono che stiamo andando ad aggredirli. Ecco, stiamo giocando più in aggressione rispetto al solito. Stiamo aspettando, stiamo uscendo bene, vedi anche attenzione per capire un po' davanti di come siamo messi, perché effettivamente Sipos era quello che andava un po' a far respirare la squadra. Dobbiamo essere bravi poi ad arrivare su la palla e portare sulla squadra. È che se la squadra la fa respirare solo Leon Sipos diventa una bombola che si esaurisce. E difatti non vorrei che sia in panchina anche quando stiamo... Fallo. Sì. Fallo per il Lecco, fallo su Basili? Sì. Vai pure Davide. Adesso ci sarà un calcio di punizione per la formazione blu celeste, che oggi veste la maglia bianca, perché è la maglia che utilizzano in trasferta, per cui adesso ci sarà questo calcio di punizione che verrà battuto da Marrone, un giocatore di grandissima esperienza a scuola Juventus. Adesso il Lecco prova a gestire la palla, ma non con successo perché perde subito il pallone. Di Marrone dovremmo dire anche vincitore di un 2-3 scudetti. Sì. Sicuramente sì. Sì, all'epoca era un giovane giocatore della formazione bianconera.
quindi si può titolare di vincite di scudetti in Serie A. Pluricampioni d'Italia. Sì, non da protagonista, Certo, da però comprimario. da comprimario, però da comprimario. Qualcosa ha visto più degli altri. E quindi può rivelarsi un giocatore Come utile fai a per... fare stavo dicendo, come fai a fare un rinvio così, porca miseria? Cioè, hai tutto il tempo per spazzare e buttarla su a 200 metri. Sì, c'è stata questa incursione sulla destra da parte del Trento, il Lecco ha cercato di sventare la minaccia, diciamo che non ci è riuscito in maniera perfetta, però comunque al momento il pallone è del Trento ed è una zona comunque di 3/4 e per cui adesso il Trento prova a gestire la sfera, intanto cerca di pressare alto il Lecco, Basili, riesce a recuperare Basili sulla sinistra, adesso ancora il Lecco sempre sulla sinistra. Ancora il tiro dalla distanza da parte di Mamma mia, Zanellato. prima occasione, perché questo si va nel 7 gol. L'ha Bene. preparata per andare uomo su uomo, Vedi che comunque Sì. accorciamo sempre bene su E poi sulle giocate. penso, Giulio, non so se tu sei d'accordo, potrebbe darsi che nel secondo tempo è capace di mettere anche 1 o 2 punte. Sì. Gli fa tenere la partita a questi e poi gli mette dentro. Li sta facendo giocare, andando, vedi, subito in pressione, cercando di non farli ragionare. E lì ci vuole freschezza, se non sei a posto fisicamente diventa dura. Vedi che sono tutti... Ognuno c'ha il suo uomo. Uomo contro uomo. Uomo contro uomo, andando ad accorciare. Ma dopo ogni mister la prepara. Uomo contro uomo vuoi andare anche tu? No, più che altro sì, può essere anche comunque una scelta, magari anche questa formazione sperimentale, magari fatta apposta per questo e chiudere tutti un po' gli spazi. Adesso il Lecco prova a gestire la palla, magari un po' con questo campanile e poi non riesce a riceverlo. Però c'è molta vivacità nel centrocampo del Lecco e anche sulle fasce, cosa che per esempio non c'era stata con l'Inter. Sì, è una partenza, diciamo... Attenzione, questo però che va fermato prima che, ecco. Sì, adesso c'è il pallone sulla destra per Chinetti, il tiro, la palla in mezzo e poi l'errore clamoroso sotto porta da parte di Capone. No, la girata al volo. Angolo. E l'errore sotto porta è bravissimo in questo caso Furlan, credo, a parare. No, è il 4. È Marrone che è intervenuto. Mi sa che è il 4 che l'ha deviata. Marrone. Sì, però era già pronto comunque. Allora, Furlan. calcio d'angolo pericoloso a favore del Trento, siamo al 7° minuto, quasi all'8° minuto e speriamo che Dio ce la mandi buona, vediamo un po'. Il corner che viene battuto corto, adesso la palla in mezzo dalla destra, bravo in questo caso Lecco a sventare la minaccia con tanco di testa, ancora il tiro da parte del Trento che però va in angolo ancora. Sì, comunque prima c'era veramente già Furlan pronto e poi è stato bravo in quel caso Marrone a deviare la sfera fuori, per cui in corner. Adesso ci sarà un altro corner sempre all'8° minuto per il Trento, tra Trento e Lecco al momento c'è lo 0-0 come risultato dopo 8 minuti. Attenzione, quindi viene battuto questo calcio d'angolo, siamo sulla sinistra, la palla viene messa al centro in mezzo alla selva di gambe. Mi sa che è uno schema perché è la seconda volta che lo battono uguale. Infatti ci abbiamo messo un attimino a capire di qua perché. Di là la stessa cosa, gliela appoggiata, quindi gliel'ha appoggiata quello davanti. Bene, vai Davide. Sì, adesso siamo sulla sinistra, prova a gestire la palla il numero 44, Maffei. Adesso il Trento prova a gestire la palla sull'altezza del centrocampo con Fiamozzi, giocatore di grande esperienza, la smista in avanti verso Chinetti, che siamo sulla destra, siamo vicino all'area di rigore, la marcatura da parte del Lecco non è efficace, per cui Furlan in questo caso è bravo ad uscire e a domesticare la palla in uscita. Per cui adesso il Trento risultato ancora in zona offensiva, è partito alla grande il Trento e il Lecco cerca di sbrigarsela come può. Siamo sul cerchio di centrocampo, ancora il Trento prova a rendersi pericoloso, ma attenzione, viene recuperato il pallone da parte della formazione ospite che può agire, palla al piede, Pellegrino però sbaglia la misura del passaggio perché c'è stato un rimpallo, sì. Anche. Gli ha dato il vantaggio. Gli ha dato vantaggio, ma è un vantaggio svantaggioso. Sì. Cioè, apro una piccola parentesi velocissima. La classe arbitrale, io lo sto dicendo da 2 anni a questa parte, è una roba allucinante in questi 2 o 3 anni. Non si è mai visto una pochezza. Cioè, gente che non è capace di imporsi, no? Dalla Serie A alla Serie D, dico, indifferentemente. Poi più giù non lo so perché non seguo, non vado a vedere partite, ma
ma c'è in giro qualsiasi personaggio. Brutta palla che gli ha dato. Sì. Eh sì, qui Barlocco ha sbagliato la misura del passaggio, ha regalato sì, una no. rimessa laterale alla formazione Allora, Lecco in bluceleste. attacco con rimessa laterale che batterà solitamente Stanco, di fatto. Esatto, che proverà a metterla in mezzo, immagino, in mezzo all'area di rigore, per provare a colpire al 10° minuto. Adesso, Sarà la posizione di Basili che però è rientrato al centro Attenzione. dell'area. attenzione, il Gol, tiro il poteva Lecco essere ha veramente rischiato di fare un interessante. altro gol e c'ha un calcio d'angolo a favore, credo. Adesso rivediamo il replay, che è stato bravo in questo caso. È Anastasini a calciare. Anastasini che ha rischiato di uccellare il portiere del Trento in maniera quasi clamorosa, perché sembrava un'azione che era spenta. Sì, Invece... no, anche il tiro non in porta, è entrato spaccato al difensore. Per cui adesso ci sarà proprio Anastasini a battere il calcio d'angolo. Adesso la palla viene messa in mezzo e Barlocco prova con i pugni a respingere la palla. Adesso c'è sempre in azione il Trento con Maffei, poi però il Lecco prova di testa a prolungarla con Marrone. Attenzione, è una fase concitata dell'azione. Il Lecco sta rientrando e quindi il Trento sta manovrando in avanti. Sì, attenzione, si trova Chinetti. una palla in attacco. Vedi. Attenzione, Chinetti ha sbagliato, agisce sul settore di sinistra, Marrone su di lui, però la smista poi verso Maffei, ancora il Trento che prova ad agire sulla destra, ancora il Trento che prova a gestire la sfera, siamo sul cerchio di centrocampo, c'è Corradi addirittura che riceve il pallone in mezzo al campo. Però palla al Lecco che sì, riesce a recuperare il Lecco con Metlica, sì, Metlica adesso ancora Metlica riceve palla. Buona no, manovra, palla bene. ha sbagliato a va in dare porta dritto. Abbiamo sbagliato Basili voleva dar palla a Rizzo però non è riuscito a riceverla. Allora, pubblicità ragazzi. Tornati in diretta per Trento-Lecco, siamo al 13° minuto e 15 secondi. Vai Davide con la disamina della partita e il racconto. Sì, intanto è stato atterrato proprio Metlica, minuto 13 della partita, è stato atterrato Metlica, quindi ci sarà un calcio di punizione per il Lecco all'altezza del centrocampo. Sì, ma è stato atterrato all'altezza dell'arbitro, era a 10 Ci stava anche il un giallo. cartellino, Voglio Ci dire, stava anche il questo è un cartellino. giallo non dato. Scarsissimo quest'arbitro. Anche Basili era a terra, tra l'altro, per cui pochi metri più avanti. Per cui ci sarà un calcio di punizione per la formazione bluceleste. E adesso ci sarà sul pallone proprio il numero 20, proprio numero 21 che è Metlica, per cui adesso ci saranno momenti di attesa per capire proprio quando verrà battuto questo calcio di punizione. Adesso viene battuto il calcio di punizione, la prolunga di testa la difesa del Trento per cercare di sventare la minaccia, e poi c'è un fallo, sì, sempre per il Trento, per cui adesso la squadra di casa proverà ad agire sul settore di destra. Adesso dalla destra si passa al centro con Corradi e poi Maffei avanza con la palla al piede, evita il pressing di Pellegrino, per cui ancora Corradi, sempre i due giocatori difensivi che si scambiano il pallone, poi ancora Capone ha cercato Chinetti, però poi il Lecco riesce a uscire bene con la palla, per cui adesso il pallone esce per il Trento, per cui adesso ci sarà Maffei alla battuta e della rimessa laterale. Ma diciamo che è una partita complicata anche per il Trento in questa prima fase qui. Li stiamo sporcando, Sì, è bravo, non gli stiamo facendo ragionare e giocare,
perché quando addosso uomo su uomo è Sì, sì, anche difficile la loro che storia. sono comunque organizzati, perché vedi che comunque sanno dove mettere Sì, la palla. certo. È che come arriva la palla ci hanno subito l'uomo vicino. E lì che devi non mettere saprai- forze, come abbiamo detto, forze fresche, sennò diventa difficile gestire tatticamente una che ci partita così. che ci manca poi è quando iniziamo l'azione che siamo sempre un po'... Attenzione, Rizzo prova ad accentrarsi dalla destra, poi riceve il pallone Metlica, siamo sulla tre quarti campo, adesso c'è Zanellato che indietreggia e la smista verso il compagno, adesso c'è Marrone, poi Metlica, siamo sul cerchio di centrocampo, adesso ha provato Basili ad assistere i compagni, non ci è riuscito con successo, per cui adesso Pellegrino aveva recuperato il pallone per un momento di testa, adesso c'è ancora il Trento, capovolgimento di fronte, adesso Attenzione. c'è Capone sulla sinistra, poi Attenzione. Chinetti, in area di rigore, il tiro, la parata di Furlan, E il grande salvataggio credo anche di Zanellato. Sì. Hanno ritardato un po' a scambiarsi Tanco e Marrone, gli hanno lasciato quei metri per arrivare a concludere. Lui ha cercato di metterla a giro sul sì, secondo palo. doveva uscire prima Tanco, invece... Bravo a chiudere Zanellato su Chinetti. Adesso ci sarà un calcio d'angolo sempre per la formazione di casa, che oggi veste una maglia blu con dettagli gialli. Adesso viene chiamato lo schema, che è stato applicato anche prima. Adesso in area di rigore prova a colpire di testa la formazione tridentina senza successo. Adesso c'è la contesa con Rizzo e un giocatore del Trento. Attenzione, siamo sulla destra e poi la palla fuori va sul fondo. Rimesse da fondo. Dicevo Giulio, secondo me è un momento in cui questa gara qui potrebbe essere sbloccata anche da un episodio, magari qualche dimenticanza di qualche marcatura, perché ripeto, se giochi così puoi anche cercare di tenere il risultato tutto il primo tempo e magari anche parte del secondo, poi però devi mettere qualcosa perché davanti produci poco. Non si è visto, tra l'altro, scusami, ho finito, non si è visto secondo me Bonaiti ancora. Sì, perché non stiamo... che stanno... mamma mia. Non stanno combinando. No, facciamo fatica quando dobbiamo impostare noi, perché poi alla fine sulla transizione, quando la recuperiamo certo. ci muoviamo, ma quando dobbiamo partire da Ma dietro... certo, se metti una non formazione abbiamo- così è non chiaro abbiamo- che qualcosa ci smeni. Non abbiamo poi i giocatori... Puoi guadagnare in un senso e Sì, rimetterci ma in un infatti altro. è una formazione, diciamo, giusta per fare questo tipo di partita. Il problema è che quando poi tu vuoi fare tu l'azione non hai poi i riferimenti. Allora, davanti. io sono convinto che nel secondo tempo questo allenatore qui, il nostro allenatore mette la punta o mette 2 punte. Che così è una partita da difesa e contropiede, cioè Ecco. il gol lo puoi fare, come dicevi te, o sull'episodio o su Sì. una ripartenza. Loro invece possono farlo su un'azione. Tra l'altro, non so se avete notato che hanno inquadrato la curvetta dei tifosi del Trento che avevano indosso delle magliette con la scritta trasferte libere. Perché è chiaro che il calcio si chiama gioco del calcio, non impegno allo spasmodico del calcio, è un gioco, quindi che poi è importante, o più o meno, ma fate partecipare le persone, voglio dire, che vogliono partecipare, caspita. Non è una guerra, Appunto. una partita. Cioè, abbiamo già degli episodi in giro per il mondo poco divertenti, guarda Sì. la scritta. Male. Anche se ci fosse stato chissà cosa nei tempi brevi, no? Sono Sì. cose, Albino, come dicevi te, sono cose vecchie di 20 anni, voglio dire. buon pomeriggio a tutti, sono Fausto e ti dirò di più, questi hanno potuto mettere a fare quello striscione lì perché hanno portato dentro singolarmente le maglie, Certo. perché se no uno striscione del genere non sarebbe entrato. Esatto, bravo. Allora loro hanno portato le maglie, hanno composto la scritta. hanno composto la scritta con le maglie. Questo ti fa capire, cioè, ma qui sono solo atti di paraculismo e basta. da Certo, parte ma delle no, ma questure, questi sono- Che sono, se guarda- non vogliono avere problemi, hanno magari tanti impegni, allora la partita non facciamo. Sembra la arrivare qui, magistratura basta. che rinvia i processi, no? Fanno i processi, poi dicono ma li rinviamo, ma poi vediamo fra 7 mesi, un anno, poi passano 18 anni, no? Cioè, impressionante. Attenzione che Sì, però- c'è stato in questo caso Pellegrini che ha provato a rendersi pericoloso la loro punta. facciamo fatica a gestire sulla tre Sì, quarti. perché come andiamo a pressarli noi, vengono anche a pressarci loro, perché alla fine vedi che stanno... Vai Davide. Sì, adesso ci prova Corradi, sta impostando l'azione il Trento in questo caso, per cui siamo sulla destra. Fiamozzi l'ha smistata verso Bene. Pellegrini, sì. Attenzione, è in area di rigore, però si perde la palla, per cui adesso ci sarà
il Lecco a provare ad agire. Attenzione, invece ci sarà un cambio di fronte, per cui il Trento ha recuperato la palla. C'è stato un passaggio sbagliato. Sì, proprio così, c'è stato un passaggio sbagliato per cui il Trento ha ancora la sfera, per cui... Beh, è chiaro che la partita la sta facendo il Trento, ragazzi, cioè, ripeto, se tu vai su e te la vuoi giocare dal punto di vista del 1-1, puoi fare questa partita qui, no, ma se vuoi giocartela per cercare di vincere devi giocare con delle punti di ruolo. Attenzione, avanza palla al piede, c'è Rizzo sulla destra, siamo al minuto 20, ecco. Il Lecco è in zona offensiva, per cui attende che i compagni si sistemino in area di rigore, poi riceve la palla Tanco, poi adesso c'è ancora il Lecco in possesso di palla con Metelica, poi Tanco la proverà a mettere in mezzo, la conclusione da parte credo di proprio Anastasini, ma sì, non è stata... Sì, non abbiamo sfruttato la ripartenza, ha voluto rallentare, che ti rientrano tutti. Anastasini che tra l'altro è stato lui a fare l'errore prima e a fornire la palla di nuovo al calciatore del Trento e rimettendolo in attacco nei confronti del Lecco. Sì. Bene, ripartiamo. Sì, riparte il Trento, siamo sul cerchio di centrocampo, cerca di smistare la palla. Attenzione, Benedetti, siamo sul cerchio di centrocampo. Sì. Corradi. Cioè, con un cerchio di centrocampo però dove aveva un po' un mezzo buco. Sì, un bel buco, sì. Attenzione, però il Lecco riesce a recuperare palla perché non si rende fruttosa l'azione. C'è Anastasini che prova ad arrivare sul pallone, non ci arriva, per cui c'è il 30 ancora in possesso. Allora, è una versione moderna di Rocco questa. Loro si vede che sanno già cosa fare. Si gioca la memoria. Sanno già cosa fare. E poi Tabbiani credo sia il secondo anno. Noi stiamo cercando un po' di contenere, di arginare, di ripartire, poi alla fine penso che è quello che era l'obiettivo del mister. Sì, come dici te, magari il secondo tempo, in base al risultato, magari si gioca. Ma io dico che se teniamo Giulio lo 0-0, sì, secondo me questo qui l'ha studiata così, guarda, vedrai. Sì. Poi posso sbagliarmi. No, vede in panchina Sipos e Parker. Insomma, certo. Un po' di voglia di metterli dentro viene, no? Anche perché Parker, vabbè, non è stato convocato dalla Pergolettese per le nostre vicende di mercato e perché lui non si faceva convocare, ma gli allenamenti li ha fatti tutti, Per cui in forma. Sì, adesso c'è il Lecco che prova a agire in mezzo al campo, poi viene fermato per adesso poteva lasciare andare dal vantaggio. Sì, ma ripeto, sono assolutamente mancanti di qualsiasi personalità gli arbitri. Per cui ci sarà un calcio di punizione dal Lecco, all'altezza del centrocampo ci sarà Metelica a batterlo, per cui siamo al minuto 23 e il Trento e il Lecco per il momento si equivalgono sullo 0-0. Quindi si attende il fischio dell'arbitro e adesso arriva il fischio dell'arbitro. E per cui adesso si batte il calcio di punizione, prova a gestire la palla Marrone, poi con Metelica, adesso c'è ancora il pallone Marrone, per cui ad esempio il Lecco prova a rendersi pericoloso in questo caso, ma non risulta vincente la decisione, per cui adesso c'è Barlocco con i piedi che gestisce il pallone verso Fiamozzi. Però sono loro che fanno fatica a trovare gli spazi. Sì, perché andiamo alti a prenderli. Il problema è quando poi noi come prima che siamo partiti da dietro, dopo 2 passaggi la diamo loro perché non abbiamo i riferimenti, non abbiamo la qualità per saltare l'uomo. Il Lecco prova a rendersi pericoloso sulla sinistra, prova a coordinarsi Tanco senza gran successo dal limite. Questo qui è un coordinamento da difensore che cerca di fare l'attaccante l'asso aperto. Sì, ha provato a fare il ruolo dell'attaccante. Siamo quasi a livello di far andare un pochino di pubblicità. Siamo in pubblicità. Per l'automazione industriale affidati a Rama Fluid Parker Store. Certificati Parker Hydraulics. Siamo specialisti nel controllo dei fluidi, oleodinamica e pneumatica. Realizziamo tubi a bassa e ad alta pressione collaudati fino a 2000 bar. Progettazione e revamping centraline oleodinamiche e servizi completi come pulizia oli idraulici e ricambistica industriale. Rama Fluid Parker Store in via Marconi 15 a Oggiano, Lecco. Visita il sito www.ramafluid.com. Rama Fluid, il partner più affidabile nell'automazione industriale.
questa palla alta. Stavamo commentando con Giulio Invernizzi, il nostro mister, che anche il Trento è un po' andato in tilt. Cioè, sta giocando un po' alla viva il parroco. Fatica, gli stiamo andando un po' a chiudere il passaggio, andiamo un po' a... Se non li fai respirare fa fatica a ragionare anche loro. A prenderli alti, sicuramente è una cosa che comunque li condiziona, perché comunque se questa è una squadra che se la fai giocare ti fa male. Sì, certo, sono convintissimo. Difatti adesso gli sbagliamo nel rinviare delle palle nostre? No. Questa è una punizione per il Trento, è stato... Fatto da mettergli che farlo. Sì, ed è stato atterrato in questo caso il numero 23 e si tratta proprio di Aucelli, che è stato atterrato da parte di Metlica, per cui ci sarà questo calcio di punizione. In precedenza c'era stato un fallo da parte di Miali su Benedetti e poi appunto si è sviluppata l'azione e durante la pubblicità c'era stata anche una buona azione da parte del Lecco senza però intanto prima che calcino la punizione da una zona abbastanza pericolosa, da una posizione abbastanza pericolosa, cioè, riesumiamo i risultati. Li prendiamo su dal vasetto e nel vasetto c'è Arzignano 0, Triestina 0, Dolomiti Bellunesi 0, Virtus Verona 0, Trento Lecco 0-0 e poi c'è l'Inter che gioca alle 17:30 con la Pergolettese, impegno credo non difficile. Vista l'Inter di lunedì sera. Sì, che però è stata aiutata molto da noi, facilitata diciamo, molto facilitata da un'assenza in campo del Lecco. Attenzione. Sì, Fossati ha battuto il calcio di punizione, adesso prova a rendersi pericoloso Capone ma non ci riesce. Posso dirlo, queste punizioni qui sono cervellotiche. Infatti si sono complicati la vita. Voglio dire, dato palla a noi. Se spero che lei dico, ma l'hai preparata te sta roba qui? È una frittata questa qui. Meglio per noi, Palla gestita dal Lecco. Sì, in questo momento viene gestita palla dal Lecco con Metelica, poi c'è Zanellato, poi ancora Miali. Poi adesso però il Trento riesce a recuperare la palla e per cui però c'è fallo su un giocatore del Lecco e si tratta di Miali, per cui c'è stato questo fallo da parte della formazione tridentina, quindi adesso il Lecco può respirare. Ecco, respiriamo tutti, siamo al 27esimo e 39 secondi, eccolo lì il nostro caro Sabiani, uomo che di Genova, lui sta a Genova, attento a... Quanti anni fa era qua? Era qui l'anno di Modica. Quindi 15 anni Giacomino Modica. Attenzione. Tutti hanno detto, ma sai, ha giocato anche nel Pisa, no, ha giocato anche nel Bari, che era come piazza che è un po' più importante, con tutto il rispetto del Pisa. Tanto viene inquadrato anche il nostro allenatore Valenta a colloquio con Tanco. Adesso c'è un calcio d'angolo appunto a favore della formazione blu-celeste che adesso potrebbe colpire in zona offensiva al minuto 28. Il Lunghignone lì è Basili. Loro a zona, vedi che non... Marcano la zona, sì. Sì, adesso ci sarà la battuta di questo calcio di punizione, di calcio d'angolo, scusate. Adesso la palla viene messa in mezzo, per cui adesso prova a colpire di testa Zanellato, la riceve Basili sulla sinistra, adesso prova ad agire Anastasini ancora il Lecco si incespica in maniera poco efficace. Così li fai ripartire. Sì, adesso riparte il Trento in maniera molto pericolosa con Chinetti, poi prova a recuperare palla a Uccelli sull'auto di destra. Avevamo rischiato una ripartenza che poteva farci male. Si vede su tutti, non su tutti. Adesso cambia lato di azione con Maffei, poi Benedetti sempre sulla sinistra, la palla viene respinta dalla difesa del Lecco e quindi c'è rimessa laterale. Allora, sono tutti fenomeni, tutti con lo staff, poi tiriamo dei calci d'angolo che fanno ridere i sassi, cioè, ma io voglio dire, ma mettilo lì 3 ore e tira i calci d'angolo uno, se deve cacciare lui, o le punizioni. Fossati ha smistato il pallone sulla destra dove c'è Chinetti, il duello con Anastasini, poi la smista all'indietro sempre verso Corradi, per cui si cambia poi lato di azione e poi si va sul capitano Trainotti. Adesso c'è ancora Chinetti che la palla prova a metterla in mezzo. Sì, ma la buttiamo sempre dove la prendono loro poi alla fine. Sì, Benedetti la smista all'indietro verso Corradi. Ecco, non in sofferenza ma in grande, deve giocare con grande attenzione difensiva perché
dal punto di vista della, diciamo così, del proporsi si propone abbastanza poco. Vedi, quando non va ad aggredire si abbassa, gli toglie la profondità e va Sì, sulle sì. linee di passaggio. Perciò è una cosa comunque preparata, studiata. A parte che penso che quando vai a affrontare una squadra la vedi almeno Sì, la le studi. ultime 2 o 3 partite, vedi cosa fanno e sicuramente la prepari. Poi penso che Valente queste cose qua Le sa. le faccia molto bene. Attenzione, intanto era stato regalato il pallone dal Trento mentre stava smistando palla e c'era stato questo errore da Chiede parte... un fallo a Anastasini che non c'era. Sì, e poi in poche parole c'è stata questa indecisione tra i difensori nello smistar palla, era stato regalato il pallone al Lecco per realizzare questa azione offensiva, ma adesso c'è il Trento in agguato, per cui c'è Maffei che la smista verso il centro, verso Aucelli, che non è riuscito a rendersi pericoloso in zona offensiva, però è ancora il Trento ad avere il pallone, per cui c'è Maffei, la smista verso Fossati, ancora il Trento con Trainotti, il capitano storico della formazione tridentina, ancora il Trento che prova a smistare il pallone all'indietro, sempre su Trainotti. Una partita però, Giulio, che mi sembra non da secondo in classifica in questo momento. È una partita da squadra che... Poteva giocarla l'anno scorso una partita contro il Trento. Sì, diciamo, dico poco coraggiosa, poi magari non può essere un termine non La proprio formazione è corretto. coraggiosa, ma la partita è poco coraggiosa. Poco coraggiosa. Perché alla fine stiamo solo difendendo, ci stiamo abbassando, quando usciamo mettiamo sulla palla. Allora, non abbiamo rischiato molto. No, perché vabbè, effettivamente siamo andati sempre un po', a parte all'inizio, Sì. quando ha fatto il salvataggio Marrone, ma poi per il resto Furlan di parate non ne fate, però neanche loro, cioè alla fine noi così, ti ripeto, facciamo gol su una palla inattiva o su una palla rubata, però su azione non riusciamo a costruire niente di pericoloso. Intanto l'Arzignano vince 1-0, ha segnato con la Triestina, che se rimanesse così il risultato è già condannata, però è stracondannata. Anche qui, cioè, voglio dire, tu fai giocare delle squadre contro una squadra... C'era di Dio Marani, Sì. tutte queste Poi ogni anno ci cadiamo sempre dentro. Sempre, tutti gli anni. Si Sono dice talmente l'anno prossimo, attenti ai l'anno prossimo, bilanci, certo, che poi forse alle bilance sono attenti. Basili? Sì, Basili sulla sinistra prova a rendersi pericoloso, la smista verso Anastasini, la palla in mezzo, Bello, a cercare se lo scava anche il portiere poi diventa pericoloso. Sì, a cercare i compagni in area di rigore e Barlocco ha raccolto la palla senza troppi problemi. Adesso prova a gestire il pallone il Trento, per cui adesso si passa da Maffei avanza palla al piede, poi la smista verso Capone, poi viene sbagliato la misura del passaggio, per cui adesso è Lecco in possesso di palla, per cui adesso c'è Zanellato che prova ad attendere il momento, può attende un po' i compagni riguardo i movimenti, no? Per cui adesso c'è Metlica, poi ancora Zanellato. Abbiamo fatto 4 passaggi e siamo tornati ancora. Sì, è un punto di partenza. Siamo tornati ancora un po' sterile come possesso palla. Non hai dove la metti sopra, a chi la dai? Cioè non abbiamo la giocata in verticale. Devo fare un plauso a Basili, che si sta commuovendo bene da solo in un ruolo che non è il suo, cioè che non è, a cui si è adattato. Anche questo palleggio te lo lasciano fare perché tanto non gli dai fastidio, no? Però certo. sì, hai fatto 10 passaggi ma siamo ancora a metà campo. Io poi sono contrario alla ripartenza col palleggio da basso, ogni tanto la palla bisogna prendere e buttarla su. Il problema è che non abbiamo poi... Sì, certo, ma non parlo in questa partita in generale. Sì, dico... Questa storia qui che tutti palleggiano il possesso palla, ma... Guarda adesso su questa palla, basta. Vabbè, abbiamo preso la seconda palla. Sì, Lecco recupera il pallone con Zanellato, siamo sul cerchio di centrocampo, adesso c'è Metlica sulla sinistra, attenzione, Metlica prova a avanzare palla al piede, anzi no, c'è Zanellato in appoggio, per cui Basili che è arretrato bella tantissimo. Palla di Zanellato. Sì, bella palla, attenzione, siamo sulla sinistra e poi la palla si perde sul fondo corre e quindi c'è per il corner. Lecco. Loro ci lasciano più giocare, loro si abbassano, si schiacciano di più, noi usciamo un po' di più a
a mordere, loro invece tengono solo la sinceramente difesa un po' più posso essere posizione. sincero, mi aspettavo peggio io in questi primi 35 No, minuti. beh, noi la Invece la partita, partita se- ce la gestiamo, dai. per quello che ha voluto Sì. mettere in campo la stiamo facendo Sì, bene. per quello che poi stiamo esprimendo anche. Attenzione Anastasini, poi metti lì che la palla in mezzo e poi attenzione a questa palla che poteva essere molto pericolosa. E poi è intervenuto Maffei su questa palla e poi Barlocco, e una palla molto pericolosa sulla destra da parte del Lecco con Basili, per cui e poi sicuramente è una formazione secondo me, poi mia umile opinione, un po' fatta per coprire tutti un po' gli spazi. Sì, per non lasciare modo loro di giocare. Ma dicevo, io dico, ma in questi ultimi 10 anni gli insegnano a fare i corner, a battere i corner, a battere punizioni ai giocatori o no? Perché, francamente io non vedo della gente, a parte gli illuminati, come Zanellato, scarsa. Pubblicità, ci sentiamo subito dopo. Per la riparazione e la cura dei tuoi elettrodomestici, affidati a Riparazioni Corno, centro assistenza elettrodomestici. Offriamo servizi come veloci interventi a domicilio, riparazioni con ricambi originali, messa a disposizione di accessori e prodotti per la cura degli elettrodomestici e sostituzione elettrodomestici a fine vita. Riparazioni Corno è centro autorizzato da Electrolux, AEG, Beko, Elica. Riparazioni Corno Lecco. Per informazioni chiama il numero 0341 28 20 17. Riparazionicorno.it. Tornati a bomba su Trento-Lecco, a bomba tra virgolette, una partita che è diventata una partita, non dico sporca, ma quasi, da mettere in lavatrice, perché il Lecco gioca senza punte con Basili schierato al posto di Sipos, con una formazione francamente che però sta tenendo, senza diventare neanche troppo matta, no? Un Trento che è una bella squadra, ma fa fatica a trovare gli spazi per inserirsi. Noi siamo ordinati, diciamo poco davanti, però diciamo la fase difensiva. L'ordine c'è. La fase difensiva la stanno facendo anche i due ragazzini, perché calcola che a sinistra abbiamo due Anastasini e Ali, insomma, contro il Trento, tutto sommato di lì, sì, sono venuti sono giù. bravi, però sono bravi, qualche volta sono venuti giù, ma non stanno, diciamo, demeritando, anzi, se non lo sai che ci sono lì due ragazzini non si qua a dire. Poi la formazione, certo, ci vuole anche coraggio mettere dentro perché è una formazione un po' asilo Mariuccia questa, quindi da quel punto di vista lì tanto di cappello a Valente. Eccoli qua, Anastasini che lotta E poi viene atterrato, sì, niente da fare al contrario, roba de mat. Allora, sì, era stato atterrato Basili, però non c'è stato... scrivi una nota di demerito con la richiesta di essere accompagnato dai genitori in spogliatoio per l'arbitro, non mi ricordo come si chiama, non me ne frega niente. Un po' più veloci a ripartire. A gestire la palla, sì. Sì, Attenzione Rizzo, la palla che forse è troppo lunga, per poco poteva arrivarci. Allora, bella azione dell'Eco in disimpegno che ha messo davanti al portiere, credo che fosse stato... No, era il 17. Sì, era Pellegrino. La palla di Rizzo che l'ha messa un po' a girare, gliel'ha messa a tagliare un po'. Mezzo secondo. Ieri potevi fare gol. Mezzo secondo potevi. Più che gol, magari prendere il rigore. Perché ti stende. Sì, il portiere è arrivato proprio. Abbastanza che esce un attimino in ritardo. Ecco, questa situazione di andare a recuperare palle e poi ripartire in velocità, allora sì, ha un senso questo tipo di gioco, sì. Ma se quando recuperiamo palla poi ritorniamo a palleggiare o la buttiamo su, tanto per non serve a niente. Esatto. Ecco, questa può essere una situazione che può dare... Intanto c'è a terra il portiere del Trento, Barlocco che viene assistito dallo staff medico della squadra di casa, e sì, c'era stato un po' questo scontro tra Pellegrino e Barlocco, e per cui non vorrei che sia stato proprio per quello che infatti viene riproposta l'azione con Rizzo che mette questa bella palla a tagliare l'area di rigore, poi è stato atterrato
Pellegrino, non so. Sì, ma non sembrava. Infatti non capisco, non è che Barlocco No, gli è venuto il mal di gola dopo. No, ma infatti non ha ricevuto Gli è nessun venuto il colpo. mal di gola dopo, ha ricevuto un telegramma con scritto c'è il mal di gola, va bene. È Pellegrino che viene atterrato proprio in area di rigore. Allora signori, siamo arrivati al 40° e 5 secondi e a terra il portiere del Trento che viene soccorso dallo staff massaggiatore medico, credo. Sì. No? E siamo in attesa di capire se potrà riprendere la partita oppure se dovrà essere sostituito, vediamo. Penso che si rialzi in piedi con autonomia. Sì. Deve aver inghiottito qualche tacchetto di qualcuno, no? Perché se non lo so. Bene, il Lecco comunque tiene in una partita in cui avrei detto ci saremmo andati alla catastrofe quasi subito. No, dai, tutto Però sommato... siccome non faccio l'allenatore, io parlo da commentatore, quindi non sono avvezzo a gestire gli spogliatoi e le squadre, è chiaro che magari mi sbaglio, anzi voglio sbagliarmi tutta la vita. E beh, certo. Bella palla, filtrante. Sì, può rendersi pericoloso in questo caso. Bonaiti aveva cercato la sponda su Bonaiti l'ho sentito poco nominare perché nel corso della cronaca, perché probabilmente non è molto presente. Sì, non si è bella sentito molta attenzione Rizzo, la palla in mezzo e poi c'era su di lui. Che bel cross. Bellissimo cross. Ma anche lui che mamma mia, perché non c'è Sipos? Certo. Peccato perché c'era Basili. No, Sipos faceva gol qua. Ma perché c'era Basili in area che aveva provato ad anticipare. Basili ce la sta mettendo tra i notti. Il suo di Sipos c'è solo l'altezza. Sì, un po' anche il fisico magari. Sì, però il movimento non è un movimento non ha attaccato quella non palla è il movimento da centravanti. Sono d'accordo Giulio. Allora, altra inquadratura sulla tribuna del Berimasco dove ci sono un sacco di sedie vuote e anche qualcuna piena, ma ripeto, che tristezza. Cioè, per non impiegare 4 vigili, 3 carabinieri e 2 poliziotti, teniamo gli stadi vuoti. Ottimo. Bravo questore, complimenti. Che poi già in Serie C è difficile fare ricavi, per cui se poi quelle poche fonti che puoi ottenere di ricavi... tiri via. Ma loro no, perché loro riescono ad avere, essendo regione autonoma, hanno dei contributi. Quello è vero. Che già questa è una cosa che fa girare le scatole, perché squalifica economicamente alcune altre squadre che invece li devono tirare fuori veramente loro i soldi. Una trasferta così almeno un 300-400 da Lecco andavano sicuri. Sono sempre soldi che porti là e poi chi si ferma... Fai che spendi 14-15 euro, non lo so quanto, fai 15 euro, perché poi se ne approfittano un po' sono 5.000 euro, 6.000 euro. È lo stipendio di qualche giocatore che hai di un mese. Cioè, ma non riescono a capire le cose veramente. Vai Daviduccio. Sì, adesso siamo quasi al minuto 43 e sul cronometro ancora 0-0 tra Trento e Lecco. Per cui, tra l'altro, il derby delle Aquile, si può dire così, perché entrambe le squadre hanno questo simbolo, diciamo, nello stemma o comunque. Intanto, scusami, ha raddoppiato l'Arzignano, il primo gol l'aveva fatto l'Acti, non è ancora uscito chi ha segnato il secondo gol, lo vedremo a breve, credo. Perché al 30° ha segnato l'Acti, adesso siamo un po' più del 30°, per cui sicuramente c'è un altro marcatore che scopriremo dopo. 2-0 per l'Arzignano contro la Triestina. Triestina ormai in procinto di andare a giocare a Porto Gruaro in quei posti lì. Attenzione, prova ad andare via Caponi sulla sinistra, bravo in questo caso sì, Rizzo, bravissimo. Attenzione, Maffei l'ha messo in mezzo dalla sinistra, azione concitata, il tiro, la conclusione da parte di Fossati e poi si salva il Lecco in questo caso. Attenzione, c'è Corradi, poi viene atterrato, credo si tratti di Basili, sì, il numero 27, per cui vedo che comunque un po' come Sipos e anche perché per predisposizione credo sua naturale torna da aiutare. Sì. Si sta sacrificando molto questo ragazzo Basili che abbiamo preso in prestito dalla Reggiana in Serie B e secondo me è stata una traversa, sì, no, è stato colpito proprio la traversa, per cui no, è stato talmente un tiro molto, molto forte, per cui... Adesso vediamo perché è quasi finito il primo tempo, siamo a 44 minuti e 32 secondi, se non c'è recupero credo che può darci sarà un minuto.
vediamo cosa si inventa Valenti nel secondo tempo, quale nuova novità ci presenterà, perché, ripeto, davanti abbiamo avuto delle Attenzione, occasioni. la palla filtrante da parte di Metlica in avanti, in profondità, verso Corner Anastasini per il e Lecco. c'è corner. E siamo praticamente al 45esimo. Sì, lo fa battere. Sì, Lo sì, fa battere, sicuramente. ma 2 minuti di recupero. sì, 2 minuti, va bene. Allora, se mette magari la punta o anche una sottopunta, Ma magari metti una di quelle 2 punte che hai in panchina, almeno Appunto. fai fare Basili il suo ruolo naturale. Per certo, cui metti Basili sottopunta o metti come seconda punta. credo sia d'accordo anche Giulio, spero, con questa cosa. Attenzione. Sì, intanto è stato battuto questo corner, c'è stato Bonaiti. Bonaiti, sì, esattamente, Bonaiti, poi Anastasini sulla destra, prova a battere in velocità Aucelli, il colpo di testa da parte del Lecco che rischia di perdersi sul fondo, invece no, la palla è ancora sui piedi del Lecco con Anastasini, poi la respinge in qualche maniera la difesa del Trento e poi il pallone viene dietro, cioè adesso voglio dire, ma chi è questo? messo in out dal Lecco e quindi c'è Maffei alla battuta della rimessa laterale. Fai neanche battere. Attenzione, siamo a metà recupero. Se che ha dato 2 allora. Sì, no, ha dato 2 2 minuti. minuti. Attenzione, siamo sulla destra, c'è Chinetti che prova a Doppietta districarsi scusa. sull'out di destra e adesso Arzignano 2, Vicente Triestina 0, la doppietta dell'ex Bucceleste, Lacti. sì, è una vecchia conoscenza Lui giocava in coppia con Caffè Lacti. sì, è una vecchia conoscenza del Lecco, è stato uno dei giocatori che poi ha portato alla promozione in Serie B, per cui Però buon giocatore, però Sì. poi Un bel mastino. sì, era uno che se c'era da randarellare, C'era da fare la guerra, randarellava. c'era. attenzione, Maffei avanza palla al piede, poi c'è Capone. Non farlo giocare! Attenzione, Capone sulla sinistra si accentra, ancora il Trento che prova a rendersi pericoloso, lotta con Marrone. da Marrone parte è uscito da par suo da questa situazione, perché gli ha preso il pallone e gliel'ha messo davanti e poi... sì. bravissimo. E finisce il primo tempo. 0-0. Bene, il primo tempo è terminato, Trento 0, Lecco 0, l'esperimento contro l'abituale diciamo, formazione del Trento, quella classica, o più o meno, e per il momento ha tenuto. Quindi nessun tipo di cataclisma, io mi sarei, ripeto, aspettato di peggio, quindi chiedo scusa per le mie previsioni errate molto spesso e vediamo. Matteo dovrebbe farsi sentire anche perché non abbiamo avuto la possibilità prima di sentirlo, per cui Stiamo aspettando che... si mettano in comunicazione Sì, anche perché mi sa che la linea non è molto stabile in quel Matteo? momento. Non c'è. Allora, c'avevamo dei problemi con la linea di Trento, che è uno stadio che è stato rifatto, ma rifanno tutto meno le linee del telefono e le cose. E che dovrebbe essere un servizio essenziale, tra l'altro, per cui... No, questo lo diciamo noi, a loro non gliene frega un tubo, no? Probabilmente gli interessa di più magari il campo, la bandierina e il seggiolino, ma questo per tutti e non per il Trento. E quindi aspettiamo di vedere se Matteo sarà reperibile o irreperibile, perché purtroppo la linea non consente di parlarci. Beh, i numeri parlano, 4 angoli noi, 3 calci d'angolo loro, cioè alla fine... Sì, siamo un po' equivati. Ma l'occasione l'abbiamo avuta anche noi. Cioè, sì, no, beh, loro la traversano. sì, certo, è quella più eclatante. Di Fossati, Lì, sì, ecco, no. noi abbiamo difficoltà quando fanno questo passaggio di prima, che sono Sì, andati sì, sul sì. fondo sia una volta a sinistra che dopo a destra. Esatto. E si prendono i tempi di gioco, quindi prendono Sì, vantaggio. quando Sì. la velocizzano con dei cross di prima sul fondo, lì siamo andati un po' in difficoltà. Non abbiamo ancora Teo, ma sappiamo che è presente con la sua immancabile macchina fotografica. Teo che ha fatto tutte le trasferte, le fa tutte, anche in Serie B ha fatto tutte le trasferte, unico giornalista lecchese presente in tutte le trasferte dell'Ecco. Lo dico perché è una fatica, ragazzi. Si arriva a casa certe volte da lontano il lunedì mattina, stravolti. Sì. Poi se hai da fare magari della scuola o devi lavorare, ciao. Sì.
E speriamo che anche nel secondo tempo vengano fatti poi dei... Questo è chi dà da mangiare i piccioni, è l'ex allenatore della Triestina. sì. Lo sentiamo prima dell'inizio del secondo tempo perché avevamo problemi di connessione. Perfetto, allora andiamo un attimo in intervallo, così ci riposiamo tutti e poi ci riprendiamo per Trento-Lecco secondo tempo. LCN Young, news dalle giovanili blu celesti. I risultati, le classifiche e le ultime notizie dal mondo delle giovanili della Calcio Lecco 1912. Solo su LCN Sport. LCN Young, le giovani promesse, i talenti di domani. Se state cercando soluzioni per arredare il bagno, scegliere un nuovo climatizzatore, una caldaia, una pompa di calore o un impianto ad aria, affidatevi a Super Sama Store di Lecco. Nei nostri showroom potrete esplorare prodotti dei migliori brand e con il supporto di tecnici esperti e professionali trovare la soluzione perfetta per le vostre esigenze. Super Sama Store vi aspetta dal lunedì al sabato in via Achille Grandi 24 a Lecco. Oppure visitate il sito www.supersamastore.it per i vostri acquisti online. Vuoi conoscere tutte le ultime notizie da Casa Calcio Lecco 1912 prima di ogni partita del campionato di Serie C? Non perderti LCN Warm Up, il programma esclusivo a cura di Benedetta Panzeri, con news aggiornate sulla squadra bluceleste, probabili formazioni, focus sugli avversari e tanto altro. LCN Warm Up, solo sul canale YouTube di Lecco Channel e LCN Sport. Per l'automazione industriale affidati a Rama Fluid Parker Store. Certificati Parker Hydraulics. Siamo specialisti nel controllo dei fluidi, oleodinamica e pneumatica. Realizziamo tubi a bassa e ad alta pressione collaudati fino a 2000 bar. Progettazione e revamping centraline oleodinamiche e servizi completi come pulizia oli idraulici e ricambistica industriale. Rama Fluid Parker Store in via Marconi 15 a Oggiano, Lecco. Visita il sito www.ramafluid.com. Rama Fluid, il partner più affidabile nell'automazione industriale. Il lavaggio e il trattamento dei capi è a livello professionale ed è garantito e accessibile a tutti. La presenza di 3 detergenti per ogni singola macchina entrano in funzione secondo il programma che scegliamo, più adatto per la fibra e il capo che stiamo trattando e per le macchie che vogliamo trattare. Vengono dosati automaticamente, consentono di fare 2 risciacqui per ogni ciclo di lavaggio. Qui l'asciugatura è un'asciugatura a ventilazione calda, essendo le lavatrici ipercentrifuganti, in 20 minuti si asciuga un set di un letto matrimoniale, che è un carico di circa 12-13 kg asciugato e piegato nell'arco di 1 ora e 10, 1 ora e 20 il servizio è completo, quindi c'è un grande risparmio di tempo. A Lecco noi siamo indubbiamente la lavanderia più grande, con 12 macchine a disposizione, 6 di essiccazione, 6 di lavaggio, con 3 tagli diversi. Tutto ciò in un ambiente assolutamente confortevole, a disposizione ben 4 prese nei posti a sedere, una wifi dedicata ai guest, agli ospiti. Abbiamo clienti che sfruttano il tempo, l'ora e 10, l'ora e 20 che dedicano all'interno della lavanderia per portarsi avanti con le attività di lavoro o con attività di tipo diverso, quindi si collegano con il wifi sia con lo smartphone, sia col tablet o con il PC. Stiamo parlando di un servizio self che parte alle 5 di mattina e chiude a mezzanotte. Abbiamo un numero di telefono che può essere utilizzato ed è utilizzato dai nostri clienti quando hanno dei dubbi o quando ci sono delle situazioni che hanno bisogno di chiarire. Noi siamo sempre disponibili. Prima di partire da casa ci si può collegare e verificare in tempo reale lo stato di occupazione e libertà delle macchine, quindi vuol dire l'affollamento eventuale che c'è all'interno della lavanderia. Il secondo è di valutare con attenzione qual è il proprio credito residuo all'interno della propria tessera. Il terzo, che è molto funzionale,
è quello di poter prenotare una macchina entro i 20 minuti. Accettiamo tutte le forme di pagamento, ci sono sconti aggiuntivi. A titolo di esempio, una ricarica di 50 euro sulla propria tessera corrisponde con un 6 euro di bonus, quindi circa un 12% di sconto aggiuntivo che i possessori di tessera possono ottenere.
Lunedì, focus sul calcio dilettantistico lecchese. Il lunedì in serata sul canale YouTube di Lecco Channel e LCN Sport. Il blu e il celeste, la passione di una vita. Il blu e il celeste, la passione di una vita. La voce dei tifosi blu-celesti, la partita, i temi della settimana, le notizie in esclusiva su squadra e società, i rumors di mercato, microfoni aperti ai radioascoltatori al 345 75 76 649, WhatsApp al 366 972 78 85, on air il lunedì alle 21:30 sulla pagina YouTube di Lecco Channel e LCN Sport. Per la riparazione e la cura dei tuoi elettrodomestici, affidati a Riparazioni Corno, centro assistenza elettrodomestici. Offriamo servizi come veloci interventi a domicilio, riparazioni con ricambi originali, messa a disposizione di accessori e prodotti per la cura degli elettrodomestici e sostituzione elettrodomestici a fine vita. Riparazioni Corno è centro autorizzato da Electrolux, AEG, Beko, Elica. Riparazioni Corno Lecco. Per informazioni chiama il numero 0341 28 20 17. Riparazionicorno.it. Ben ritornati in studio, cari amici, alla visione di LCN Sport Stadio con Giulio Invernizzi per il commento tecnico e le disquisizioni importanti. Noi siamo più tarati da questo punto di vista, e per la cronaca del nostro caro Davide Olivieri, che ci racconta cosa avviene. Intanto avviene che si stanno ancora bevendo il tè nello spogliatoio. Sì, al momento sì, è stata una partita equilibrata nel primo tempo, difatti è 1-0 al momento tra Trento e Lecco al Briamasco, per cui vediamo cosa ci attende nel secondo tempo. Vediamo cosa ci attende nel secondo tempo, e dobbiamo fare però un raccontino su quello che ti è sembrato questo primo tempo rispetto alla formazione del Lecco, completamente anomala per quello che abbiamo visto giocare il Lecco tutto quest'anno. Ricordo che non gioca Sipos, che gioca Basili come centrofinto, centravanti, no, falso 9, chiamiamolo come vogliamo, e ci sono i due ragazzini, Anastasini e Mihaili, che fanno la fascia sinistra entrambi. Ma è stato secondo me un primo tempo comunque giocato bene. Per quello che ha preparato il mister, secondo me la squadra ha risposto pieno alle sue disposizioni. È logico che giocando senza di fatto degli attaccanti diventa poi più difficile andare a sviluppare. Intanto non ci sono cambiamenti, mi pare, le squadre si stanno schierando a centrocampo, nessun giocatore è subentrato, riparte il secondo tempo come è partita la gara. Vai Giulio. Però dicevo, la fase difensiva è stata fatta molto bene, sono andati sempre a pressare, hanno concesso poco, a parte le due volte che sono arrivati sul fondo, sono stati pericolosi, però è stato secondo me limitato tanto il gioco del Trento con questo atteggiamento. È logico, come dicevamo prima, se vuoi provare a vincere qualcosina di diverso devi fare, poi sicuramente lo farà. Il rischio più grosso del Lecco è stata una traversa che è stata colpita, non mi ricordo più da chi. Da Fossati, che ha preso appunto il legno e a portiere ormai battuto, sì. Però tutto sommato qualche occasione l'abbiamo avuta anche noi, ripeto, giocando senza punte. Sì. Sicuramente una disposizione fatta ad hoc dal mister. Intanto è incominciato il secondo tempo, sempre 0-0 al Briamasco. Intanto c'è Furlan che batte lungo con i piedi a cercare Basili, poi attenzione, Anastasini prova a rincorrere il pallone, però non ci riesce, c'è Barlocco per cui sul pallone adesso cercherà di impostare da dietro l'azione della formazione di casa.
Intanto oggi non è al momento ancora in campo, credo, forse sì, non è in campo ancora, c'è Sangalli tra l'altro in panchina per il Trento, che ha giocato anche nella formazione blu-celeste, quindi vedremo se entrerà in campo. Intanto il Trento sì, è pericoloso sulla destra con Chinetti prova a battere in velocità Anastasini, poi ancora il pallone in mezzo, poi viene smistato verso Fiamozzi, ancora il Trento che prova a rendersi pericoloso, viene messo in angolo il pallone, e c'era Uccelli sul pallone e poi è ribattuto appunto sul giocatore del Lecco, per cui c'è un calcio d'angolo per la formazione di casa. E loro sono bravi a fare questo movimento, questa palla sull'inserimento e cross di prima, certo. Dove ci hanno accompagnano sempre l'azione, dove ci hanno creato problemi. Vediamo questo cross, speriamo che vada bene per il Lecco. Sì, Capone la mette in mezzo e la palla viene messa ancora sulla destra con Capone, che è stato il battitore, ha provato ad andare via in mezzo a due. Si è incaponito Capone. Sì, è vero, ha provato a passare in mezzo a due, non ci è riuscito, per cui adesso si indietreggia. Però quando però facciamo ripartire l'azione, almeno un minimo di precisione sul passaggio. Sì, perché Lecco poteva ricominciare una buona azione, però invece ridai la palla ai tuoi avversari, quindi poi devi aspettare che siano loro a giocarla. Sì, intanto reclama il Tanco che è uscito il pallone e difatti c'è un calcio c'è una rimessa laterale, per la formazione blu-celeste. Corretta, non ci sono state brutti falli. Per i primi 2 cartellini gialli così sì, all'inizio. Un po' farlocchi. Se uno nostro, uno loro. Però sì, lo vedo in giallo adesso, se sono in giallo io metto in giallo qualcun altro, lui con la maglia gialla ha dato dei cartellini gialli. È un canarino lui. Sì, è una partita corretta. Sì, no, corretta, non ha dato adito a niente, ma neanche sugli spazi, a parte che non ci sono controparti, quindi non si sentono cose, non si vedono movimenti particolari, se non quella striscia fatta con le magliette, ognuno con una lettera che diceva appunto trasferte libere, perché giustamente la gente, se uno vuole andare a vedere una partita non capisco perché se è di una provincia non possa andare, va bene. Con la tessera del tifoso, ma cos'è una tessera tipo quella del supermercato? È una roba... È la Fidelity Card. Sì. Siamo pieni di tessere che non servono un tubo e ci vuole anche questa che non serve un altro tubo. Sì, anche perché poi oggi simbolicamente ci sono solo 2 tifosi del Lecco, diciamo. Tra l'altro anche Valenta ha fatto riferimento a questa cosa in conferenza. 2 suoi amici che può darsi. A cui ha fatto avere il biglietto, quindi sono stati giudicati come essendo magari accreditati come tifosi del Lecco, per esempio. Sì, poche parole, sì. Allora, ritorniamo sulla gara, Davide. Sì, torniamo sulla gara, adesso c'è una rimessa laterale per la formazione blu-celeste sull'out di destra, adesso è tutto pronto per la battuta, basta che arrivi l'ok dell'arbitro, arriva, per cui adesso... magari se l'inquadratura di Sky ce la fa vedere, perfetto. Adesso siamo sulla destra e poi c'è Basili che prova prova a lottare sulla destra, però non riesce con efficacia. Va ricordato comunque, per amore della verità, che le assenze del Lecco di oggi sono 6 assenze abbastanza pesanti, insomma. Sì, oggi non giocano Battistini, Romani, non c'è Critta. Romani che è un giocatore di quelli che lo vorrei sempre io. Attenzione, avanza palla al piede, c'è Chinetti sulla destra, la palla che viene messa in mezzo, però bravo in questo caso Lecco a respingere la palla, ancora sulla sinistra, prova ad agire il Trento con Capone, e poi c'è il calcio d'angolo, credo, per cui... Sì, il calcio d'angolo che è stato fatto credo da Zanellato. Sì, l'ultimo tocco è stato il suo, per cui adesso ci sarà proprio Capone a battere il calcio d'angolo. E Capone e Chinetti sono 2 bei clienti. Sì, sono 2 giocatori molto pericolosi e anche Pellegrini. Però non capisco, qual è il significato di continuare con questo atteggiamento, questa disposizione in campo? Mi sfugge. Appunto la parata ci mette veramente una pezza, in questo caso è il portiere blu-celeste che para poteva una essere molto... un altro 1-0 per il Trento. Adesso credo magari verrà riposto Sanfurlan che è un grande, ma però voglio dire, non è che poi penserei che tutta la vita puoi affidarti a Sipro e Sanfurlan su. Cioè, hai dei giocatori, mettili adesso, no? Sì, un'occasione veramente pericolosa quella che ha subito il Lecco e con i piedi ha parato il pallone Furlan in area di rigore. Attenzione,
E poi non si intendono. Sì, no, gli ha fatto Però sbagliare. lo fanno bene. È stato bravo Zanellato, gli ha fatto sbagliare il tempo di passaggio. Ecco, rivediamo la conclusione, c'è stato Chinetti. Sì, pericolosi. Coi piedi ci è arrivato. Pericolosi. Grazie, e sempre come sempre a Furlan che non lesina mai degli interventi prodigiosi o quasi miracolistici. E... Lui sta facendo una cosa giusta, il loro mister sta mandando sempre il terzino a sovrapporsi. Noi lì abbiamo un giocatore, loro vengono con due. Si saltano. E deve essere bravo il braccetto a uscire prima. Però adesso qui secondo me deve intervenire in qualche modo. Sì, perché lì poi dove ci sono i due ragazzini. Perciò... Non devi aspettare che prendi il gol per capire che devi cambiare qualcosa, è il corso della partita che deve dirti se devi cambiare qualche cosa. Però noi non facciamo gli allenatori, facciamo i commentatori e questo dobbiamo commentare. È un tentativo dell'Ecco di andare in attacco, ma così un po' velleitario. Sì. Palla che gira a centrocampo. Sì, palla che gira a centrocampo e adesso si ritorna proprio da Furlan e che viene chiamato in causa. Sì, la butta in avanti sul cerchio di centrocampo dove c'è proprio Basili, per cui ancora una fase molto combattuta in mezzo al campo e anche confusa, sì. Adesso però è Barlocco ad avere il pallone tra i piedi, per cui proverà il Trento a realizzare una nuova azione. Una volta si diceva che per farti giocare bene, per far giocare bene la squadra, bisogna che anche l'avversario giochi bene. Se noi giochiamo in questo modo qui a tappare tutti i buchi e basta, probabilmente magari riusciremo anche a portare a casa del pari, non lo so. Però è chiaro che non siamo... Sì, più che altro non stai giocando tutte le tue carte. Sì, attenzione, Chinetti sulla destra, c'è il tanco su di lui. Attenzione, prova a mettere la palla nel mezzo, però c'è Marrone che fa buona guardia. Anche il tanco era così scivolato, l'avevo visto un po' sulla... Bisogna cambiare qualcosina, sì. Sennò... Sì, ma adesso è evidente. Loro stanno diventando pericolosi. Allora, io non ho sentito nominare Stefano Bonaiti più di 2 volte. Ci sarà un perché, no? Cioè, voglio dire, bisogna essere dei tattici per capire una roba del genere, non so. Peccato perché poteva dare quella variegata, magari un po', cioè rendere un po' il centrocampo più variegato, ma mettere un giocatore di corsa. Intanto lì adesso stiamo proprio facendo fatica. Sì, a pressarli e a chiuderli anche. Sì, c'era stata questa possibilità ancora altro dagli cross. Sì, c'era stata questa opportunità ancora. Un corner per il Trento, mamma mia, anche qua rischio. Sì, adesso il Trento prova a premere sull'acceleratore e poi 10 cross in 5 minuti. Sì, veramente è stato una macchina Capone su quel lato, sì, sul lato destro anche. Lì si potrebbe giocare un esterno alto, un fuller, uno che comunque il terzino inizia a preoccuparsi che perché tu gli stai garantendo un uomo in più. Sì, continuano a spingere, mettigli uno. Un fuller che magari ti tiene sul terzino. Oppure fai entrare fuller e gli metti in difficoltà. Un cambio offensivo e li tieni un po' più, diciamo. Il Lecco che sta cercando di uscire dalla morsa del Trento, del Trento, ma con gran fatica. Ecco, qui c'è un bel buco, se la capisci bene. Ancora Chinetti? Sì, ancora Chinetti sulla destra. Attenzione, la palla che viene smistata verso il centro. C'è Fossati, ancora Maffei. E poi adesso si gioca sulla sinistra con il Trento che prova a mettere questo cross, il colpo di testa di Chinetti che va alto. Quando tu continui a mettere i cross... Devo dire una cosa, secondo me loro proprio come anche per molte squadre di Serie C, hanno il problema del centravanti proprio il bomber di una volta. Sì, che loro hanno Pellegrini, che vabbè è giovane, però era quello che voleva il Lecco che giocava a Sassuolo, no? Insomma, un bel centravanti anche lui. È vero che però lui è lì adesso lì in mezzo a 3, cioè giocando con i due braccetti, il centrale... Diciamo che è controllato molto bene. Sai che questi campionati qui con un centravanti come una volta all'Angelo, se vedono li bevevi. Ce n'è più di quei centravanti. No, infatti, c'è anche da dire questo. Attenzione, c'è un piccolo pasticcio da parte del Trento sulla tre quarti, adesso c'è il pallone che è del Lecco, attenzione. Pellegrino prova a calciare e poi credo ci sarà angolo perché l'ultimo tocco è stato di Trainotti, il capitano. Meno male che abbiamo rialzato almeno un attimo la testa per cercare di uscire e fare qualcosa, perché francamente subire così diventi lo sparring partner.
Sì, sembrava di stare all'angolo del ring e prendere continuamente i cazzotti. Quindi, anzi, no, non viene concesso nessun calcio d'angolo. Pensavo ci fosse. Sembrava angolo. Sembrava angolo deviato, però vabbè. Per cui si riprende il gioco con il pallone in possesso del Trento, e quindi il Trento prova a rendersi pericoloso sul cerchio di centrocampo, cerca di fermarlo il Lecco con Metlica, e quindi adesso dovrebbe esserci pubblicità. Sì, vediamo se c'è la chiede che là, Fausto. Pubblicità. Per l'automazione industriale affidati a Rama Fluid Parker Store. Certificati Parker Hydraulics. Siamo specialisti nel controllo dei fluidi, oleodinamica e pneumatica. Realizziamo tubi a bassa e ad alta pressione collaudati fino a 2000 bar. Progettazione e revamping centraline oleodinamiche e servizi completi come pulizia oli idraulici e ricambistica industriale. Rama Fluid Parker Store in via Marconi 15 a Oggiano, Lecco. Visita il sito www.ramafluid.com. Rama Fluid, il partner più affidabile nell'automazione industriale. Siamo ritornati a bomba, 56esimo e 44 secondi. Trento come sempre in attacco al momento, sì, all'arrembaggio totale in avanti. Arrembaggio, sì. Ma un po' velleitario, sì, anche se ha avuto delle belle occasioni, ma il Lecco sembra ancora tenere, speriamo. Però io vorrei vedere un benché minimo cambiamento. Intanto c'è terra Basili, credo. Sì. C'è terra proprio il numero 27 che oggi sta facendo la boa, diciamo, il centravanti, e quindi adesso credo venga richiamato, c'è un cambio. Sì, c'è un cambio, sì, venga richiamata la possibilità di cambio, ed esattamente dovrebbe entrare, allora il numero 36 è per... Aspetta, adesso intanto vediamo un po'. Sì, dovrebbe entrare il numero 36 per il Trento, dovrebbe entrare Candelari, che è un nuovo acquisto, e dovrebbe uscire Benedetti per il Trento. Candelari è un nuovo acquisto del mercato di gennaio del Trento. Intanto viene richiesto il cambio per Basili, credo, per cui... Spiancato. Sì. Sì. Entra anche Sangalli, ex della gara. Vedo anche Parker. Sì. Esce Zanellato anche, ed entra Mallamo, e poi dovrebbe entrare a questo punto Parker e dovrebbe uscire Basili. Entra anche Nova. Anche Nova, sì. Giovane molto interessante, classe 2008. Sì. Sì, è uscito Basili ed è entrato anche Parker. Se non mette Sipos perché non è a posto, se no... Sì, se no l'avrebbe messo. A parte, ma ovviamente sarebbe anche partito. Poi lo scopriremo se Sipos ha avuto qualche problema. Sì, sicuramente. Quando ci saranno le interviste il primo cambio era lui. Esce Miali ed entra Nova. Bene, ci godiamo la prima di Sean Parker. E quindi 3 cambi a testa per squadra, per cui diciamo una bella girandola di cambi per provare a interrompere questo 0-0. Vabbè, qualche cosa, a parte che lui arriva dalla Cremonese, no? Ha già fatto un po' di gol in primavera, no? Con la Pergolettese ha fatto bene, ha fatto 2 anni bene. Sì. Ce l'aveva giù Giacomo Curione. Sì, Curione, sì. E quindi adesso si è esaurita la finestra dei cambi, adesso si riprende a giocare sulla sinistra, sempre il Trento in avanti, in attacco, a cercare di trovare il bandolo della matassa, e non ci riesce in questo caso, per cui rimessa dal fondo. 59 minuti e 32 secondi, Trento 0, Lecco 0. Vediamo quali ci sono diciamo così, novità sugli altri campi. Intanto è arrivato il dato degli spettatori presenti, 1300, che sono già tanti, perché francamente sembrano anche molti meno, no? Sì, ha poi anche l'assenza del tifo bluceleste comunque in trasferta, che assicura almeno 300-400 più o meno spettatori, per cui diciamo che sono buoni numeri, considerando appunto che non c'è la possibilità da parte degli ospiti di Arzignano 3-0 alla Triestina, Dolomiti Veronesi che vince con la Virtus Verona 1-0 e il Trento Lecco 0-0. Vediamo che ha segnato per Dolomiti Marconi, ha segnato il gol dell'1-0 e il terzo gol dell'Arzignano ha segnato Mattioli, il doppietta di Lacti e Mattioli.
Perfetto, siamo al 60°, adesso il Trento prova a gestire la sfera sulla destra, adesso ancora buono 1-2 qui, bella triangolazione, a cercare proprio Pellegrini, attenzione, in questo caso molto bravo il Lecco a gestire la palla, ancora il Bonaiti, però perde il pallone, per cui e per un momento stava riuscendo ancora il Lecco a farla franca, però ancora il pallone è del Trento, situazione molto combattuta, adesso è il Lecco che prova a far su il pallone, ci riesce e poi viene buttato fuori il pallone. Sì. Non so se è Barrone forse. Adesso vediamo un po' l'inquadratura. No, ma sì, dovrebbe essere lui comunque, sì, perché... No, non è Marrone. No, troppi capelli. Troppi capelli. No, infatti erano oscurati dal... No, è Mallamo, ragazzi, è Mallamo. Ecco, No, ma infatti era oscurata la testa, per cui non riuscivo a vedere se era calvo o meno. Sì, è Mallamo comunque, sì. E infatti viene assistito dallo staff medico. Cambio non ce la fa. Tra l'altro era appena entrato, per cui... Ecco, questo è un sintomo di quando poi fai le cose. Ma guarda, cioè, alcune volte chiamiamola la sfiga, ce la tiriamo noi con la calamita. E quindi non sta durando molto la partita di Mallamo, poverino. Per cui per il momento c'è Valente inquadrato, probabilmente sta valutando di fare un cambio. Sembra anche un po' imbufalito, ma Valente però, voglio dire, capisco tutto, ma se continuiamo anche a farci male c'è qualcosa che è da guardare? No, vabbè, ma lì penso sia stata... No, non in questo caso qua, i giocatori fuori, probabilmente guardare anche che tipo di allenamenti fai, dove li fai, come li fai, perché tutta questa gente che si fa male a livello muscolare mi lascia un po' perplesso. È pronto Duca forse ad entrare? Duca è un giocatore un po' più di sostanza rispetto, credo, a Mallamo. Sì, perché Mallamo continua ad essere a terra, per cui... Sì, no, ho visto la dottoressa che ha fatto segno del cambio, sì, per cui quarto cambio per il Lecco, probabilmente in attesa che venga ufficializzato sarà Duca ad entrare in campo e uscirà lo sfortunato Mallamo. Vabbè, lo stanno accompagnando fuori, molto probabilmente o la caviglia o qualcosa. Secondo me toccava la coscia lui. Coscia. Mi sembra di aver visto che toccasse la coscia, quindi se fosse la coscia potrebbe essere qualcosa all'inguine anche. Bene. Non male che non ha fatto rivedere. Niente. Sì, è proprio così. Anche il tabellone luminoso conferma quello che stavamo dicendo poc'anzi, per cui entra Duca ed esce Mallamo. Quarto cambio per il Lecco, quindi al Trento ne sono rimasti 2, mentre al Lecco 1 solo. Vabbè, giusto, ne ha fatti 3 in una volta. No, sì. C'è ancora una possibilità dalla panchina. Tanto si riprende il gioco, viene passato il pallone in maniera sportiva dal Trento al Lecco, per cui adesso tanto viene inquadrato proprio Mallamo. Dolorante, sì. Per cui adesso prova a fare questa azione il Lecco dalla zona di centrocampo. Metlica si scambia il pallone con Rizzo, ancora Bonaiti che viene atterrato. Non c'è fallo, per cui si prosegue con Metlica sull'auto di destra, ancora Pellegrino, bravo, bravissimo Pellegrino ad andare via e a smissare il pallone verso Tanco. Adesso prova a orchestrare questa azione il Lecco e purtroppo non arriva a destinazione del passaggio sulla tre quarti. Questo qui è fuori, Fuori. Sì, viene chiamato anche dal guardalinee. Allora, però non possiamo lasciare gli uomini sempre da soli con 5 metri di vantaggio, perché sennò non importa sulle ripartenze, dobbiamo stare un po' più attenti. Va bene chiudere le vie di passaggio, va bene tutto, però va bene uomo su uomo, però devi guardare poi. È anche vero che siamo già in un secondo tempo, quindi la stanchezza si fa sentire. Attenzione, Nova che prova questo passaggio verso la zona avanzata. Una volta quando sbagliavi quei passaggi qui o non arrivavi dicevano troppo bello. No, ma sì, è un giocatore che viene veramente dal... Parker già si è messo in mostra con questa scivolata. Sì, è andato a tamponare la ripartenza di un terzino, non l'ha fatto ripartire, bravo. Sì, già Parker si dimostra molto generoso, così come il suo alter ego, per cui
Adesso c'è questa possibilità da parte del Trento che prova a rendersi pericoloso sulla sinistra, il cambio di gioco dal centro verso la sinistra, adesso si gioca ancora al centro e poi prova ad orchestrare questa nuova azione il Trento, siamo sulla destra. Lasciamo troppo spazio al centrocampo secondo me. Qualcosina adesso abbiamo perso, è vero che Giulio? Che coi cambi entra Duca, entra freddo, non è che entra... Sì, non è che caldo dalla partita. Era mano. seduto e nel giro di un minuto, perciò devi... Spiego mano, secondo me c'è stato un fallo, non so se gliela darono. Sì, Pellegrini che aveva toccato L'arbitro si chiama? Nigro. Lo facciamo Nigro fra un po'. Allora, adesso si riprende incerto sul taglio. Sì. Per cui adesso c'è il Lecco che prova a ripartire, c'è il pressing da parte del numero 5, che è proprio un ex della gara, tra l'altro, su Metlica, poi riesce molto bene Metlica a rendersi utile, e per cui adesso Lecco aveva ancora la palla fino a poco fa e adesso viene perso. Non dobbiamo buttare i palloni, li dobbiamo calciare bene, perché sennò se tu li giochi bene, anche a livello di palleggio riesci poi magari a fare costruire qualcosa, se li butti là, ciao. Se va bene, se va male partono loro. Adesso c'è un fallo che viene fischiato a favore della formazione blu-celeste, per cui... 67esimo in corso, Trento 0, Lecco 0. L'esperimento contro il Trento sta per il momento tenendo, quindi il mister ha ragione, noi abbiamo espresso soltanto dei dubbi che lasciano il tempo che trovano. Sì, probabilmente ha cercato di fare una formazione anche un po' conservativa per cercare di tamponare un po' i buchi. Adesso è il momento che siamo un po' più, diciamo, offensivi come 11. No? Sì, adesso Tunnel. Con i cambi. Attenzione, a tu per tu, bravissimo in questo caso Furlan a farsi sentire, e la tentativa era quello di Chinetti, a tu per tu con Furlan, e Furlan è stato bravo ad anticiparlo, per cui adesso c'è Sean Parker sulla sinistra, Sean Parker, e poi si fa ipnotizzare da Trainotti. Però intanto è partito da centravanti, vero? Sì, una bella notizia già per il Lecco, già dei piccoli buoni segnali da parte del numero 99. Sì, ha già capito che partita deve fare. Pubblicità e poi ci risentiamo per Trento Lecco. Dal 1897 Trattoria Cantù, 4 generazioni di pescatori e ristoratori. I fantastici sapori di Roberto, con carne, pesce, grigliate da gustare in veranda affacciati sul fiume, menù per bambini, menù di lavoro infrasettimanale, pizza alla sera e l'immancabile servizio da asporto. Ideale per cerimonie, feste e serate a tema, karaoke night. Trattoria Cantù alle Fornasette di Olginate, dal 1897 in riva all'Adda, strada provinciale 72 Milano-Lecco. 0341 60 42 35 o 328 28 49 296. trattoriacantù.com. Gradita la prenotazione. Arzignano Celestina 4-1. Bentornati in studio per Trento Lecco con Giulio Invernizzi, il mister, che ci racconta tecnicamente cosa avviene in questa partita con una formazione del Lecco, come abbiamo detto più volte, per noi strana, e con la cronaca di Davide Olivieri che ci racconta invece cosa avviene sul campo. In questo momento sul campo c'è Furlan a terra, e che praticamente viene assistito dallo staff medico, dalla dottoressa Chiara Iroldi, per cui dal suo assistente, per cui adesso la speranza è che Furlan non risenta anche lui dal punto di vista fisico, perché si esaurirebbe anche l'ultimo cambio, per cui da parte del Lecco, però credo che appunto è stata una botta, sì, con Chinetti. Intanto vi aggiorno perché l'Arzignano ha segnato anche il quarto gol e ha segnato anche la Triestina, ha segnato Lanzi per l'Arzignano e Ocolo, che non so che tipo di Ocolo, sia Ocolo alto o Ocolo basso, per la Triestina. Dovrebbe entrare Furrera al posto di Anastasini. Ecco, questa sarebbe già una mossa intelligente secondo me, però se non lo fa giocare esterno Per me può spostare Bonaiti al posto di dall'altra parte e mette lui sotto punta. Può essere, se vediamo subito. Vediamo. Per cui sono rimasti 20 minuti di gioco più recupero e il risultato è ancora solo 0-0. Il Lecco ha esaurito tutti i 5 cambi e adesso è tutto pronto quasi o quasi. Adesso cambiamo col cambio automatico che si fa meno fatica. Sì.
non più col manuale. Adesso si gioca con Metlika che riceve palla sul cerchio di centrocampo, poi c'è Tanko che però, attenzione, si disimpegna in qualche modo. No, Tanko, faccio una battuta, Tanko mi sembrava un po' stanco. E diciamo che vabbè anche... Parker che si difende bene. Sì, bravissimo Parker, anche se poi commette fallo. No, il difensore commette fallo. Sì, no, commette fallo, sì, il difensore. Tanto quando la palla nei piedi non ha capito che è un difensore, no. Pensa di essere... Sì, di essere in Argentina. Dribbling. Tanko è un argentino da bar, va al bar e dice ma io mi bevo il mate, come si chiama? Sì. Quella bibita che hanno, quella sì, il mate. Bevo un bel mate, poi faccio 3 passaggi. Gol, no. Attenzione, il colpo di testa da parte di Sean Parker è stato raccolto facilmente da Barlocco. No, ammonisce, vediamo. No, lo richiama. No, lo richiama solo verbalmente. E intanto viene rivisto questo colpo di testa di Parker centrale, purtroppo. Sì. Non era facile schiacciarlo con forza questo. Sì, tutto è nato da questo calcio di punizione che c'è stato per il Lecco, perché appunto Corradi aveva fatto fallo, per cui adesso avanza la palla al piede, in qualche modo però Sangalli viene chiuso. Viene chiuso Sangalli, per cui adesso c'è il Lecco che prova a smistare palla sulla sinistra con Furré, la palla che è bravo su Metlika verso il centro. Ci stiamo rivitalizzando. Sì, ci stiamo facendo vedere con Duca che va sulla sinistra. Cerca Furrer, infatti la palla che può essere messa in mezzo e poi c'è questo grande brivido che viene creato dall'Ecco, dagli sviluppi di questo tiro cross di Furrer. Era già fuori. No? Sì, era fuori la palla di Furrer, guarda. Vediamo, sì, era già fuori, sì, adesso che lo vediamo con uno zoom più elevato, sì, riusciamo a capire che... Molto veloce, però è stata una bella azione questa, è chiaro che adesso... È la prima volta che arriviamo sul fondo. Appunto puoi rischiare di vincerla adesso, se la giochi con una certa... Perché loro hanno preso un po' la fiducia. No, ovviamente il piano era un po' quello, di arrivare... Giallo per Marrone per l'intervento falloso su Pellegrini. Metà secondo tempo e poi, come dicevi te prima, inserire, giocarsela. Secondo me sono delle... Tu che fai l'allenatore sono delle... Può essere delle cose che ti vengono in mente. In base anche un po' agli avversari, a come sta la squadra. Perché guarda caso ha messo la punta importante, la sottopunta, ha spostato l'altro sull'esterno, basta. Per cui l'unico cambio, scusami, vai, forzato Luca che magari lì Malamo si è fatto male, lì è un fatto l'arbitro in mezzo ai piedi, attenzione ragazzi. Sì, Sangalli dalla destra, attenzione questo veramente momento veramente in mezzo ai piedi, voglio dire, perché prende un pallone e lo riceve addosso, cioè voglio dire, ma fategli la scuola a questi qui, dov'è che li mandate? Mandate nell'arbitrario degli oratori, ma veramente, per un po' di tempo anche, hanno bisogno. Prima non ci sono più gli oratori. No, esatto, ma non c'è più neanche l'AIA secondo me. In pratica c'è stato questo contrasto in area tra Rizzo e Pellegrini, e quindi non si è palla a Furlan che sta rimettendo dal fondo. Siamo al 73,50. Sì, diciamo che c'era stato questo momento di difficoltà per il Lecco con Rizzo e Pellegrini, poi adesso però ancora il 3 è il Lecco che riesce a recuperare in una fase offensiva. Attenzione, la conclusione da parte di Bonaiti dalla destra. Qui abbiamo rischiato di far gol qua, un'occasione mancata. Sì, Bonaiti è stato bravo dalla destra a provare la conclusione. Siamo messi giù in maniera migliore. Forse l'occasione più bella. Porta il tiro di Zanellato al primo tempo. Sì, no, però questa era mica male. Poi però siamo messi meglio adesso, c'è una logica. Abbiamo gli attaccanti. Sì. No. Certo, ognuno c'ha il suo ruolo e poi va bene. Male siamo un po' più... Eccolo qui, Sean Parker. Che fa la guerra, la vince per il momento. Sì, passa Furrer. Che punta, entra in area che ti dà rigore. Furrer prova a calciare. Mamma mia! Poteva essere un'altra occasioncina mica male questa. Sì, c'è stato far rivedere l'occasione di Bonaiti e poi in questo caso bravo Furrer a rendersi pericoloso, ha calciato e poi però ha raccolto facilmente Barlocco. Per cui adesso il Lecco sta iniziando a venire un tiro giro come il Binolef. È vero.
Stiamo ripescando fuori dall'album dei ricordi le partite precedenti per trovare delle assonanze, delle somiglianze. Passa una palla malamente qui da Sean Parker, credo. Sì, però adesso il Lecco è ancora in possesso di era palla. Duca. È ancora in possesso di palla proprio con Duca, che adesso ha il pallone. Abbiamo guadagnato un po' di campo. Sì, certo. Siamo alzati un Dai, po'. Tanco. Attenzione, vai, prova bravissimo in questo caso il Duca ad andare via in mezzo ai giocatori avversari, per cui però adesso il 30 ad avere il possesso della palla. Non farlo con calciare, Aucelli. non farlo calciare, bravo. Atterrato, e per cui non c'è fallo. Però non c'è fallo. Atterrato, ma non c'è fallo. Per cui si riprende il gioco. Il Lecco è sempre in possesso, 75 minuti, un quarto d'ora, quasi 76 minuti di gioco del secondo tempo. Praticamente siamo quasi a un quarto d'ora, 14 minuti dalla fine, salvo il recupero, che potrebbe essere 3 minuti perché ci sono stati i cambi, ma non ci sono stati grandi stop. Sì, no, Mallamo e anche Furlan. Ah sì, secondo me... Fai 4, hai 4 minuti. Forse 5. Nessuno ha ancora estratto, caro Giulio, la tessera fedeltà, non della Conad, ma dei falli. Anche questa qui è una trovata che mi lascia perplesso. Tra l'altro non sono state ancora utilizzate card. Quindi... Appunto, lo stavo dicendo. Sì, infatti anche volevo ribadire. Queste qui perché quelle dell'Eco le fanno per comprare i popcorn. Tu prendi 3 pacchetti di popcorn e te ne danno 6. Gli ultimi minuti sono le carte della disperazione, sì. Che non hai più niente da giocarti. Sì, adesso c'è Tanco alla battuta di questa rimessa laterale. Ha guadagnato 160 metri nell'aria. Adesso è ancora Tanco che sarà incaricato di un'altra rimessa laterale. Intanto Sean Park con la sua fisica ha distrutto il suo marcatore, l'ha steso, adesso lo aiuta a risalire. Bella pezza, Sì. Un giocatore interessante per me, perché si assomigliano molto come fisico, quindi direi che possono magari giocare, non dico nello stesso modo, ma produrre lo stesso tipo di schema, ecco, quantomeno. Attenzione, Marrone, Tanco, siamo sul cerchio di centrocampo, Metlica, adesso c'è Furrer sulla sinistra. Dai. Furrer, la prova a mettere in mezzo, palo. In qualche modo era carambolata la palla. Abbiamo preso il palo, sì. Primo palo. Sì, abbiamo preso il palo, poi c'è stata questa indecisione in area di rigore da parte dei difensori e poi c'è stata la conclusione da parte di Pellegrino. Bene. C'è stato quasi l'autorete di Corradi. Autopalo perché si sono spaventati, però stiamo giochicchiando in questa fase, meno male, dai. E poi c'è stata la conclusione di... bene. Sì. Cambio. Furrer è entrato molto Furrer ha la patente e ha le doti per essere un fuoriclasse, bisogna che lo dimostri. Pubblicità, poi ci risentiamo. Se state cercando soluzioni per arredare il bagno, scegliere un nuovo climatizzatore, una caldaia, una pompa di calore o un impianto ad aria, affidatevi a Super Sama Store di Lecco. Nei nostri showroom potrete esplorare prodotti dei migliori brand e con il supporto di tecnici esperti e professionali trovare la soluzione perfetta per le vostre esigenze. Super Sama Store vi aspetta dal lunedì al sabato in via Achille Grandi 24 a Lecco. Oppure visitate il sito www.supersamastore.it per i vostri acquisti online. Ci risiamo. Ci siamo, grazie dalla regia per il gesto imperioso. Eccoci qui con la rimessa dal fondo, caro Davide. Sì, di Barlocco. Adesso sono stati fatti poco fa dei cambi da parte del Trento. È uscito Fiamozzi. Ma Barlocco potrebbe fare cioè Barcollo ma non mollo, Barlocco ma non sono sciocco, no? Allora è uscito Fiamozzi, è entrato Triacca e poi è entrato anche Corallo ed è uscito Pellegrini, la punta centrale che aveva segnato all'andata contro il Lecco. È l'unico gol che ha fatto il Trento. Guarda che mi fa impressione che tu sai tutte queste cose qui, me le sono dimenticate assolutamente. Stiamo guardando questa partita dove praticamente ormai il livello emotivo è abbastanza basso, ma non si sa mai. Sì, si può accendere nel finale questa partita, una partita equilibrata in cui poi adesso il Lecco sta riprovando a venire fuori. Attenzione. E qui è un'occasione veramente ben neutralizzata da parte di Furlan. Grande parata di Furlan, che veramente è un fuoriclasse della categoria, diciamolo.
è un top player, no? Eh sì, c'è stata questa sortita offensiva da parte del Trento, è stato bravo a neutralizzare questo tiro dalla sinistra. Sapete che c'era uno che faceva sempre le gaffe, che i top player, i vincitori chiamava long playing, è un long playing quello lì. Eh sì, è stato Capone a calciare in un primo momento. È stato il salvataggio, non so chi era, Marrone forse. Sì. Però lì c'era tanta gente lì in mezzo, la selva di gambe. Sì, sulla direttrice del tiro c'era diversa gente. Rimette, nel senso che non che vomita, ma rimette dal fondo. Siamo all'80°, siamo agli sgocci di questa partita. Attenzione, Bonaiti prova a lottare con la difesa. Attenzione, la conclusione Mamma mia! è per poco. Ci è andato veramente vicino in questo caso Nova, per cui sarebbe stato un gran colpo da parte di Nova in questo frangente. È passato a penso mezzo metro. Sì, la palla è finita di poco a lato. 50 centimetri. Non era forte, ma era angolato. Sì, la palla è finita di poco a lato e Nova non ci sarebbe riuscito. E Nova ha provato questo colpo, diciamo. A raccoglierla. Sì. Per cui adesso continua a mobilitarsi la partita in mezzo al campo con il Trento che prova a gestire il pallone. Poi... Palla all'Lecco, ma fallo su un... Sì, c'è stato il fallo di Metlica sul numero 36 che è Candelari. 81 minuti e 29 secondi. Proseguiamo sullo 0-0, vediamo se ci sono novità dagli altri campi di quelli che stanno giocando in questo momento, ma potrebbe essere che anche no. Vediamo. Intanto prova a girare sulla destra Triacca, poi viene sopraffatto dall'intervento del Lecco che adesso prova a recuperare palla, ci è riuscito per un momento, però adesso c'è il capovolgimento di fronte con l'intervento che è stato molto abile da parte di Marrone, cioè nel senso che comunque Marrone è intervenuto sul possesso palla del Trento, per cui adesso però è ancora il Trento a smistare il pallone da dietro con Corradi. E poi si gioca sulla sinistra. Questi interventi andati a vuoti mi fanno veramente paura. Ed è quando corner. lasci l'uomo libero così che gli hai dato 2 metri perché hai centrato proprio l'intervento. Sì, adesso viene concesso il corner alla formazione tridentina con Capone sul punto di battuta. Capone che ha un gemello che gioca vicino al mare, Capitone, lui gioca nei pollai, bene, avanti. Attenzione. Vediamo un po' perché così si sì, no, perché poi è una fase molto concitata della partita, questo finale di gara. Attenzione, il tiro ed è gol il colpo di testa del Trento che è andato a buon fine. Il gol. Ma vorrei sapere chi marcava chi. È il gol di Candelari. Ma chi marcava chi? Una dormita. Che dormita. Bellissimo. È il gol di Candelari sul colpo di testa, sì. Bellissimo. Una dormita colossale. Guardate, tutti abbracciano. Ma no, poi no, era attaccato, ha fatto... No, sembrava invece è stata una sforbiciata. Però quello del Lecco è per terra, adesso non ho capito chi era. Non è che chiamano la... Rettifico, non era un colpo di testa, ma a quanto pare è stata una sforbiciata, per cui da parte di Candelari all'83esimo sugli sviluppi di un corner. Giù però, no. Sì, a me sembra che tira giù, l'ha tirato giù. Sì, si è aggrappato al... Vediamo se chiamano il... Se non la chiamano sono degli asini però, detto per inciso. Perché no, perché sulla marcatura c'era. Niente, non la chiamano? No. È una domenica, una fine settimana estemporaneo perché già dalla formazione del primo tempo questo gol preso qui in maniera un po' strana che probabilmente potrebbe essere anche annullato, ma nessuno chiama nessuno, va bene. Sì, proprio in un momento in cui Lecco si era un po' ritirato un po' fuori, per cui Candelari ha colpito con questa sforbiciata, insomma, in aria. Bisogna leggere anche le partite, su questa faccia qui hanno fatto quello che volevano sempre. Sì, però lì è stato... perché c'erano le marcature, sì. Infatti pensavo che era libero, invece no, era per terra. Però Giulio, voglio dire, se continuano ad venire giù sempre da destra e continuano a saltarti e tutte le volte ti mettono in difficoltà, trova qualcosa, fai qualcosa. Bene. Anzi male, il Lecco sta perdendo e se perdi poi dopo non hai niente da dire. Chi vince festeggia e chi perde si lecca le ferite. Cazzeggia, spiega. Per cui peccato, veramente ha tirato fuori questo bel colpo Candelari. Ma manca 5 minuti, non fai difficilmente puoi realizzare questa partita, anzi perché hai fatto troppo poco.
Sì, quindi è cambiato il risultato in quel del Bremasco, 1-0 per il Trento, siamo Che era il all'85esimo. momento che non stavi soffrendo più di tanto. Appunto, Anzi, forse hanno eravamo un po' segnato più- nel momento in cui che eravamo eravamo messi un po' meglio dal messi punto di meglio. vista proprio neanche dello stare nella gara. E si è tirato fuori un po' un colpo di teatro, un colpo di scena. E No, beh, però, sì, no, perché era anche un bel noi, gol comunque. alza sta carta e fallo vedere, no? C'è questo calcio di punizione dalla sinistra del Trento, adesso prova a coordinarsi da distanza veramente Si molto... è coordinato talmente tanto che ha preso la bandierina del calcio sì, d'angolo. no, veramente un tiro da rivedere, insomma, nel senso che... No, meglio di no. No, nel senso che è una conclusione rivedibile. Ecco. Da non rivedere. Da non rivedere mai più nella vita, perché è normale. E almeno lo rivede così Allora, la volta dopo... Detto cioè, per gli spero di amici a non casa, migliori. il Trento ha segnato nel momento in cui stava facendo più fatica e nel momento in cui il Lecco stava giocando meglio e il Trento stava giocando peggio. Questo è il calcio, d'accordo, però anche qua probabilmente, come diceva mister Invernizzi, c'era un teorico da valutare, Sì, fallo, si sono allacciati. Allacciati. E uno dei giocatori del Trento che ha allacciato ha fatto anche gol, dico fallo rivedere, no? Cosa tieni di abbonamenti per andare in pullman? Ma vai a casa lo stesso stasera. Attenzione, c'è Rizzo sull'out di destra, prova a avanzare palla al piede, viene messo giù. E c'è il calcio di Giallo. punizione e il giallo per il numero 38 che è Corallo. Andiamo a rivedere, sì, Ma proprio anche in messo giù in faccia. maniera fallosa. Con la mano sinistra gli ha preso proprio la faccia. Per cui adesso Lecco prova a giocarsi le sue ultime carte in questo match. Secondo me sono delle carte, da 3-7 col morto. Il morto siamo noi a quest'oggi. Sì. La lezione dell'Inter non ci è bastata e quindi... Sì, che poi la partita non è neanche stata gestita così male. No, assolutamente, però ma neanche bene. Certo. Anche non sarebbe, cioè se no non sarebbe. Vediamo se magari ci sbagliamo, che ce lo auguriamo di sbagliarci. Certo. Attenzione, Metlica la prova a mettere in mezzo e interviene ad anticipare il Trento. Se vuoi da fermo diventa dura, Ancora Lecco che ha la sfera tra i piedi con Metlica. Siamo sul cerchio di centrocampo. Prova a trovare qualche suo compagno, ma trova solo un Furlan all'indietro, per cui non va in avanti, va come i gambe. Questo qui da terra allacciato aveva davanti tutto lo specchio della porta. Attenzione, prova a rendersi pericoloso il Lecco con questo frangente. Cioè lì lui sta correndo in linea con quell'azione, quindi lo deve vedere per forza. Attenzione, il Trento è ancora in fase offensiva sulla sinistra, poi viene chiuso. Metro li mette in fuorigioco, così gli ha tenuto in buono. Sì, poi si sono messi 2 contro 1. Ragazzi, allora sono 7 giorni non tanto belli quelli che stiamo vivendo, ma da lunedì anzi meno, è una settimana, volevo dire, non tanto 7 giorni perché lunedì abbiamo giocato, oggi è sabato stiamo giocando. Sì, che poi tanto ha avuto 2 giorni in più di riposo, tra l'altro. Sì, ecco, anche questa roba qui lascia il tempo che... Sì, per esigenze televisive. Sì, no, fa giocare le televisioni. E non i calciatori. Facciamo come lo spot della team che c'erano tutti i robottini. Scherzi a parte, adesso si riprende il gioco e per cui, o meglio, insomma, c'è un po' di difficoltà in questo senso. Si prova a riprendere il gioco, ma c'è un po' di difficoltà perché viene dato viene messo in gioco un altro cambio dal Trento. Per cui adesso 88esimo al 89esimo, la partita è finita fra poco, verrà dato anche il tempo di massimo di recupero. Sono sempre quei miracoli del recupero che si possono fare, però io li vivo sempre in maniera un po' così, quasi impossibile. Quindi si esauriscono anche i cambi per la formazione di casa, e praticamente siamo gli sgoccioli di questo match, intanto c'è il Lecco in rimessa laterale, è tutto pronto per la battuta, a cercare di prolungare il pallone in avanti, ancora il Lecco che prova a rendersi pericoloso, diciamo, sul settore di sinistra, ancora questi passaggi in verticale da parte del Lecco sulla sinistra, viene atterrato il giocatore del Lecco, per cui c'è un'ammonizione per Maffei. Sì, sono stati piuttosto hanno molto più di loro. Sì, fallosi, quando sono stati presi
i contropiedi in ripartenza sono stati piuttosto fallosi. Buttala in mezzo anche qua, il calcio moderno, ma butta in mezzo alle palle che sia alla fine, buttala in mezzo all'area, poi quello che succede. 6 minuti di recupero, spero di non sbagliarmi. Esatto, 6 minuti di recupero. Tanti. Quindi c'è ancora un piccolo spazio per il Lecco per provare almeno ad agguantare il pari. La palla in mezzo da parte del Lecco, attenzione, Rizzo. Da fuori area, attenzione, la conclusione palo. E poi palo. E un altro palo preso del Lecco al 90°. Rivediamo il replay, che riusciamo a capire bene il Pellegrino che in area di rigore colpisce il palo. Palo pieno, porca miseria. Vabbè, sono giornate così, ragazzi, non prendiamocela. Sì, anche perché già nel primo tempo c'è stata la traversa del Trento, poi per cui adesso è un altro palo del secondo tempo da parte del Lecco, per cui perché c'era stato quell'autopalo che c'è stato prima. Sì, nel secondo tempo ne abbiamo presi 2 il Lecco, questo è quello di prima. Abbiamo preso 2 pali con una formazione che è stata per 75 minuti non offensiva. Era il rammarico un po' quello. Non offensiva perché non aveva i giocatori atti a colpire. Siamo al 91esimo su 96 di gioco. Avanza palla al piede per vie centrali il Trento. Adesso prova la conclusione e la palla finisce alta. Se poi calci con la testa bassa non sai neanche dove la metti. Ed è stato il numero 21, la Disa, che è tra l'altro l'ultimo cambio che è stato fatto di recente, per cui questo è anche nuovo giocatore che è stato preso dal Trento, per cui è nuovo acquisto. Chi è? È la Disa, quello che ha appena calciato, che è entrato, cioè l'ultimo cambio del Trento. Del Trento? Sì. Attenzione, il Lecco prova a avanzare palla al piede e poi c'è Nova che viene anticipato, per cui sull'auto di sinistra. Chiedo un gol da parte di Sean Parker, che così almeno praticamente darebbe un segno incredibile a questa partita, che secondo me non è stata una bruttissima partita, ma neanche una bella partita. Sì, non particolarmente entusiasmante. Sì. Anche da parte del Trento, che ha avuto le sue chance, comunque ne abbiamo avute anche noi, perché come diceva giustamente il mister, 2 pali. Attenzione, Sean Parker, doppio colpo di testa, prima di Sean Parker e poi di Marrone. Marrone si mangia questa occasione. Ha colpito come uno che lavora in ferriere. Ha fatto meta. Colpo di testa di Parker ad assistere Marrone, sempre di testa, entrambi i colpi di testa. Dove voleva metterla? Non lo so, sopra la traversa. Infatti l'ha messa lì. 92 minuti e 45 secondi, siamo quasi al 93esimo, ancora 3 minuti di sofferenza e di possibilità per le ambizioni dell'Ecco, che però se le sciupiamo come in questo caso qui con Marrone diventa difficile poi riuscire a portare a casa un sorriso. Sì, un peccato, perché Marrone credo volesse... Il Trento si sta difendendo all'arma bianca, cioè, butta palle, lo si vede. Ecco, anche qua dobbiamo incasinarci sempre, non riusciamo a capire. Cioè, sì, Marrone aveva avuto questa occasione. Sembrava quasi che voleva liberare l'area, cioè non sei nella tua area, sei e non ha inquadrato bene, immagino. Ovviamente intenzione c'era, però il risultato che non è stato molto ottimale. Attenzione, Marrone, il lancio lungo verso il compagno che è Furrer, però viene anticipato di testa. Che Furrer, cioè è uno rapido, salta l'uomo facilmente. Luca la mette verso l'area di rigore e poi corner. Tutti in area compreso il portiere. Benfica. Sì, tutti in area compreso il portiere, ma queste robe qui non bisogna neanche dirle. Dovrebbero essere da quando giocavamo nella strada con i sacchi e le cartelle a fare la porta. Seguiamo questo, eccolo, proprio Furlan che avanza. Ci vorrebbe un po' del portiere, dai. Sarebbe leggenda se succedesse. Attenzione. Ha segnato il pareggio l'Ecco al minuto numero 94. Ha segnato Metlika. 1-1. Bene. E si è rivelata vincente questa carta. Rivediamo il replay con il corner, salito pure Furlan e poi tra l'altro questo Marrone che è andato incontro alla palla e l'ha deviata. Ci siamo emozionati l'errore precedente. Scusate, ci siamo emozionati troppo e ha segnato Marrone. Vanno tutti su Metlika. Sì.
Per cui... infatti. Ma il problema è, non si è capito perché era molto veloce la palla. L'ha presa sicuramente Marrone andandogli incontro. Poi mi sa che per la deviata come ultima palla sì, Metlica. Sì. Quindi collaborazione tra Marrone e poi Metlica. Infatti non ci siamo penso sbagliati. che abbia fatto proprio l'ultimo colpo. Sì. L'avrà spizzata in rete. Sì. Per cui Metlica 95-24, 95-25 e noi siamo sull'1-1 grazie a una rete che... E 2 palle inattive, dai. Sì, però vedi, se tu fai le cose come avevamo fatte, fai giù il portiere, gli crea casino, non hanno capito chi doveva marcare, marca chi, ha tirato una volta un cross da un corner con un cross ben fatto. attenzione, Lecco prova a colpire per un incredibile 2-1, sarebbe incredibile. Attenzione, c'è Tanco che batte la rimessa laterale. Per fare in mezzo all'area la prendono loro, è sempre così. Siamo al 96esimo, ultimo minuto, per cui forse l'ultima palla della partita, forse. Sì. E viene fischiata alla fine. Partita finita, Lecco che esce da Trento con un pari inusitato al 95esimo, al 94esimo e 50. Metlica, mi sa che era lì a un metro dalla Sì, no, la deviata Metlica. Al di là di chi era deviata, Trento 1, Lecco 1, un risultato che ci tiene in corsa per il secondo posto in visione e versione play-off. Meno male, perché io l'avevo data persa per una stupidaggine nostra, perché se andiamo a vedere anche lì, cioè ci abbiamo in mano 2 carte, giocane una, no. Sì. Parlo dell'allenatore sì, quando no, segna il Trento, dubbio. che secondo me in maniera abbastanza dubbiosa si poteva calcolare anche una... Sì. Ma già lo stesso giocatore che ha subito il fallo che deve richiamare. Sentiamo se abbiamo Matteo. E dunque la zampata di Metlica regala questo punto a Lecco, che comunque diciamo non era scontato, nel senso che comunque il Trento ha un osso duro, soprattutto a livello offensivo, per cui... Credo che l'ho visto bene, ma meno bene di quanto mi aspettavo il Trento anche. E li abbiamo secondo me messi in difficoltà anche con questo atteggiamento, di andare a prenderli, di andare sempre in questo caso se i risultati danno ragione a chi li produce, il mister ha avuto ragione. Cioè. Sì, ha fatto una scelta intelligente. Se perdeva avrebbe avuto torto, è chiaro, perché poi tutto va, il giudizio viene in base al risultato. Un pizzico di fortuna, quando fai gol al 95esimo, guarda, il Brescia su questo potrebbe scrivere un libro, ne fa di gol nell'extra time. Sapremo quel capitolo. Quando segni al 95esimo, diciamo, vuol dire che qualcosina gira anche dalla tua parte. Matteo. Ciao, allora. No, sto guardando la squadra che sta andando sotto la curva ospiti a applaudire i tifosi che non ci sono, perché erano 2, un papà e un figlio, che sono stati messi in tribuna, tra l'altro un'altra meravigliosa storia di gestione all'italiana. Ma veramente, a questo punto qui gestione all'italiana a Trento direi mica tanto, perché Trento è liberata, ma probabilmente si sono liberate dalle confusioni mentali. C'è anche noi qui andiamo ma è polemico questo, stiamo andando a salutare la curva vuota per polemica. Grazie. E stanno salutando i tifosi a casa attraverso la curva vuota. Schermo sì, certo. Raccontaci le tue impressioni, Matteo. Allora, siccome noi nel primo tempo non ci siamo sentiti, devo fare l'analisi sui 90 minuti e sicuramente se guardo a tutta la partita è un punto che sta largo a noi e stretto a loro. In realtà il secondo tempo sarebbe stato un secondo tempo da 2 gol a testa e quindi poi alla fine non è un furto portare a casa questo punto, perché comunque dopo i cambi noi abbiamo prodotto parecchio, c'è stata l'occasione gigantesca per Pellegrino che ha lanciato alto, c'è stato un altro paio di situazioni interessanti, pieno di Bonaichi. Abbiamo preso 2 pali, Matteo, 2 pali.
No, infatti quindi ti dico, per quello che è stato il secondo tempo, alla fine il punto ci sta. È stato molto preoccupante l'approccio, questo sicuramente sì, questa formazione che stavamo descrivendo come, adesso non ricordo bene il titolo che ho dato prima durante il primo collegamento, però sicuramente non rodata, e si è visto perché per i 20 minuti noi la palla l'abbiamo vista in cartolina, fondamentalmente. Quindi comunque, però alla fine il punto portato a casa così dice qualcosa. Certo, fa anche, ti dà anche un certo morale. Sicuramente dà tantissimo morale. Allora, volevo dirti, Sean Parker io l'ho visto abbastanza bene, nonostante non avesse fatto ancora chissà quanti allenamenti con il Lego, forse è uno. Io su questo giocatore io ho una definizione molto semplice e, se vogliamo, non simpatica. Sean Parker è il cagacazzo che ci serviva. Perché comunque è un rampino, come diciamo noi lecchesi, certo. Che però va a cercare sempre il pallone e fa, non ha problemi fa la guerra, non si tira indietro. Qua, tra l'altro loro si lamentavano per quello che secondo loro non sarebbe stato calcio d'angolo, alla fine, che poi ha portato all'autogol di Chinetti. Non l'ho detto, mi chiedeva Fausto prima, aveva l'autogol di Chinetti che ha preso la palla dietro Marrone, almeno da qui autogol di Chinetti. Infatti Marrone non è che è esultato venendo qua, scusami, però sono andati tutti a complimentarsi con Metelica. No, l'ha toccata Chinetti dietro, l'ha spizzata. Arriverà la foto a breve. Noi non siamo riusciti a capire, vista la velocità dell'azione della palla, chi l'avesse poi giocata per ultimo. Sì, no, c'è Giulio che ti voleva chiedere una cosa. No, sembrava Metlica perché sono andati tutti ad abbracciarlo. Metlica ha tirato il calcio d'angolo. Ecco. Metlica ha tirato il calcio d'angolo. Di solito sapete che quando c'è una situazione di autogol si va a esultare con chi ha tirato, ha fatto il cross, diciamo, no? Non capivamo quello. No, è stata... sono sufficientemente sicuro del fatto che sia stato un autogol di Chinetti, che tra l'altro qua allo stadio hanno chiamato come marcatore della prima rete, ma invece, come avete visto, non ha segnato viva Candelari, quindi fa un casotto anche qua a Trento oggi sulle due marcature. Però fatica, ragazzi, è stata veramente faticosa, però avevo la percezione che potessimo portare a casa qualcosa, perché comunque la reazione c'è stata subito, è stata immediata col fallo di Pellegrino, quindi la squadra che comunque ha reagito allo schiaffo e non è scontato dopo la partita pessima che abbiamo fatto con l'Inter nel corso di questa settimana. Sì, che poi è una settimana, perché sono pochi, sono qualche giorno in meno, un paio di giorni in meno. Bene Matteo, io direi che ti lasciamo andare alla sala stampa, così raccoglierai anche le impressioni in diretta degli interpreti e poi ritornerai a casa con calma, e quindi ti godrai anche tu la domenica, credo. Sì, devo scaricare i punti dell'autogrill oggi, l'ultimo giorno. Va benissimo. Matteo, ciao, sono Fausto, una comunicazione di servizio. La Primavera ha vinto 2-1 con l'Entella, se lo sai. Tondi e Bombuzzi. Benissimo, grande Mazzoleni, mister, e grande Primavera. Sì, bravissimi, loro straordinari, veramente. Veramente, perché se li ho promossi a fare un campionato così è una roba da campagna a martello. Grazie per la conferma, perché non sapevo il risultato finale, perché qua gli ultimi minuti sono stati da cuore. Ecco, stasera possiamo non parlare di popcorn col mister, perché tanto ormai... Vabbè, il Trento li ha fatti popcorn. Va benissimo, però ne c'era il coperchio di Furlan. Ciao, a presto. Ciao Matteo, grazie a tutti voi per averci seguito con questa trasmissione legata alla partita Trento-Lecco, che ricordiamo si è chiusa sul risultato di 1-1. Grazie a Giulio Vernizzi, che è sempre una persona di grande lucidità e di grande giudizio. Grazie alla cronaca di Davide Olivieri, grazie a voi di averci seguito. Alla prossima.
Non prendere impegni, segui la tua squadra del cuore. La partita della Calcio Lecco te la raccontiamo noi. In contemporanea con gli incontri dei blu celesti, LCN Stadio ti terrà compagnia con ospiti in studio, collegamenti telefonici, aggiornamenti dai campi della Serie C e tante altre esclusive. LCN Stadio, in diretta sul canale YouTube di Lecco Channel e LCN Sport.